Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo sabato 24 giugno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tantissimi fatti di cronaca. Siamo pronti a collegarci con Torre di Mosto, Eraclea, con il nostro Filippo Fois per raccontarvi dell'ennesimo incidente stradale mortale, a morire un giovane di 34 anni. Poi ci collegheremo con Padova, perché? Perché c'è il congresso della Lega, si elegge il nuovo segretario, è pronta la nostra Chiara Gaiani. E poi ancora per la cronaca Vittorio Veneto con Lucio Zanato, c'è stata l'ennesima rissa, una rissa violentissima con un uomo di 49 anni finito al pronto soccorso, l'ennesimo episodio in una settimana di follia per la Marca trevigiana. Ma vedo Filippo Fois pronto, collegato con il nostro Sandro Ponchio da Torre di Mosto, Eraclea. Siamo proprio sul confine, se non sbaglio. Filippo, buongiorno. Buongiorno Cristian e buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, siamo esattamente al confine tra i due comuni, tra Torre di Mosto ed Eraclea. Questa via si chiama Via Parada e collega due frazioni che sono la frazione di Stretti, che è in comune di Eraclea, dove si trovava il giovane che ha perso la vita ieri sera, Christopher Vidali, con la frazione di Staffolo, che è alle mie spalle, dove risiedeva la vittima. Christopher Vidali aveva 34 anni, era originario di Motta di Livenza, ha perso la vita ieri notte su questa strada provinciale. Qui ci sono, intanto vi facciamo vedere innanzitutto i segni della fuoriuscita dell'automobile. Christopher stava rientrando da una serata in compagnia di amici, l'auto ha perso il controllo dell'auto in questo tratto di strada, l'auto poi si è schiantata su questo platano dove qualcuno oggi ha deposto una rosa in segno di cordoglio. L'impatto è stato particolarmente forte, noi proseguiamo ancora lungo la strada provinciale, alcune parti, la macchina si è letteralmente spaccata in due, una parte dell'automobile è stata trovata a circa 30 metri di distanza da dove era avvenuto l'impatto con il platano. Qui vedete che sono ancora rimaste delle parti dell'automobile. Immediati i soccorsi sia da parte dei vigili del fuoco, i carabinieri e il SUEM 118, che però purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Noi abbiamo sentito poco fa anche il sindaco Mazzarotto, il quale ci ha detto che conosceva il padre di Christopher. Anche Christopher ha appena espresso le condoglianze del comune attraverso di lui, insomma, ha espresso le condoglianze del comune. Purtroppo il Veneto si trova a piangere, un'altra vittima sulla strada. Io direi che se non ci sono domande da Torre di Mosto è tutto. Filippo, grazie davvero per questa tua corrispondenza, grazie a te e Sandro Ponchio. L'ennesima vittima sulle strade del Veneto, Vidali, tra l'altro questo 34enne era originario del Trevigiano di Motta di Livenza e, come vi ha raccontato Filippo Fois, rientrava da una serata di festa con gli amici ed era a pochissimi passi da casa. Tra l'altro vi posso dire che da poco c'è stato anche un incidente moto contro trattore a Porto Gruaro. Anche su questo stiamo raccogliendo tutti i dettagli del caso, ma rimaniamo su questa tristissima pagina. Ieri c'è stato un incidente molto grave a Padova. Questo autista è morto poi nel corso della giornata all'ospedale. Troppo gravi le ferite riportate. Tremendo schianto lungo la tangenziale di Padova all'altezza dell'uscita 21C nel comune di Limena. Si è sentito male al volante il 60enne camionista serbo che era alla guida del mezzo pesante e che per pura casualità non ha coinvolto ulteriori mezzi. L'incidente nella mattinata di venerdì alle 9:30. Sul posto i carabinieri della stazione di Limena, gli agenti della polizia stradale, i sanitari del SUEM e i vigili del fuoco. I pompieri hanno subito estratto il conducente, affidato al personale medico per praticare le manovre rianimatorie.
Da subito le sue condizioni sono sembrate gravissime. La disperata corse in ospedale, ma appena arrivato in pronto soccorso, l'uomo è spirato per complicazioni cardiorespiratorie. Notevoli i disagi per la circolazione, le lunghe code in tangenziale. Per rimuovere il mezzo pesante si è scelto di chiudere quel tratto di strada. Le operazioni hanno richiesto qualche ora. La circolazione è ripresa nel primo pomeriggio. Così dunque a Padova nella giornata di ieri con questo triste epilogo. Rimaniamo anzi a parlare di sicurezza stradale e di video shock per sensibilizzare su questo tema, lo vedete, fondamentale soprattutto per i giovanissimi. Importante diffondere video di questo tipo, dice l'ULSS 3, c'è un nuovo progetto. La strada racconta tante storie. Una di queste è la mia storia. 118. Sì, è successo un incidente. Signora, allora, con calma, quanti mezzi sono coinvolti, signora? Una persona, una ragazza. Aveva solo 12 anni la ragazzina che la piccola Cecilia Chiarini interpreta nel video shock realizzato da Saturno 9 in collaborazione con l'ULSS 3 Serenissima per sensibilizzare sulla tematica della sicurezza stradale. Ecco, signora, l'ambulanza sta già arrivando. La ragazza è cosciente, parla, risponde? Non lo so. Signora, allora, l'ambulanza... Ha perso sangue in testa. Ho pensato che una bambina, una testimonianza, in questo caso la bimba, lo ripeto, è un angelo fondamentalmente, potesse iniziare a scuotere queste coscienze per poi farlo attraverso il racconto degli operatori, degli utenti, che è una cosa un po' esclusiva, e di quegli scenari che noi vediamo nelle strade. Un video che vuole creare un impatto emotivo ma che punta anche ad educare lo spettatore. Solo puntando sulla cultura di base e su quello che ci si porta dentro, poi si possa veramente portare un cambiamento sostanziale. Un cambiamento che deve partire soprattutto dalla responsabilità del singolo. Non pensare solo a se stessi, ma pensare a chi a noi, agli altri anche, perché bisogna essere altruisti, pensare soprattutto agli altri. Mettiamoci anche nei panni degli altri, siamo sempre sicuri che a noi non possa accadere nulla, ed è la cosa più sbagliata, o i genitori, la certezza dei genitori, una cosa che vedo tantissimo, che tanto a mio figlio non capita, e credo che sia l'errore più grande. E le raccomandazioni arrivano soprattutto da chi ogni giorno soccorre le persone vittime di incidenti. Iniziative che mirano a sensibilizzare la popolazione sono sempre motivo di speranza, di cambiamento. La speranza è che in qualche modo portino a una diversa modalità di ragionamento e a una diversa risposta. Vale la vita di persone, molte persone che sono appunto, come ho detto nel video, sono bambini che potrebbero crescere da grandi e avere un futuro. Ragazza in macchina, la ragazza è deceduta. Avrei voluto diventare una donna, ma qualcuno ha deciso che così non doveva essere. Insomma, immagini molto forti per contrastare un fenomeno che si acuisce con la stagione estiva. Tra l'altro questa mattina alle 10:30 nella chiesa di Cairano di San Marco ci sono stati i funerali di Manuel Bolzonello, il giovane papà di 37 anni morto sabato scorso nel tragico incidente in sella alla moto in via Cadore a Cairano. Tutta la comunità si è stretta attorno alla sua famiglia in questi giorni. Manuel ha lasciato la compagna Jessica e la figlia Giorgia di neppure 3 anni. Questa sera nel corso del nostro telegiornale vi racconteremo questa giornata di dolore per la comunità di Cairano di San Marco. Rimaniamo sulla cronaca, dalla sicurezza in strada alla sicurezza sui luoghi di lavoro, perché ci sono stati controlli a raffica dei carabinieri nella Marca trevigiana e ci sono state anche parecchie sanzioni.
Sono 7 le attività imprenditoriali sospese in tutto il territorio della Marca a seguito dei controlli effettuati dal Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro. Di queste 6 sono state sospese per gravi violazioni in materia di sicurezza e una per l'impiego di lavoratori in nero. Le attività sospese sono rispettivamente un ristorante cinese di Castelfranco Veneto in cui sono state trovate 3 cameriere impiegate senza copertura assicurativa, uno studio dentistico del centro di Treviso e 4 cantieri edili situati nei comuni di Mareno di Piave, Cordignano, Gorgo al Monticano e Santa Lucia di Piave per mancanza di sistemi di protezione e sicurezza, e 2 attività agricole di San Fiore e Colle Umberto che operavano senza dispositivi di sicurezza su piattaforme di lavoro mobile e levabile sprovvisti delle protezioni contro le cadute dall'alto. Dai controlli dei carabinieri sono stati trovati in totale 5 lavoratori impiegati in nero, multate 22 aziende per mancanza di sicurezza sul lavoro e disposte sanzioni per un totale di 215.000 euro. E a proposito di incidenti sui luoghi di lavoro, ne abbiamo parlato tante volte, è una vicenda che stiamo seguendo, quella di Mattia Battistetti, il giovane morto in un cantiere a Montebelluna 2 anni fa. Come sapete c'è un processo in corso e ci sono diverse iniziative di sensibilizzazione sul territorio come questa, l'associazione in memoria di Mattia con il patrocinio del Comune di Montebelluna organizza un'assemblea pubblica sul tema, lo farà il prossimo 28 giugno alle 20:30 all'auditorium della biblioteca comunale. Tra gli ospiti, tra i relatori, Monica Coin, che è ispettrice del lavoro per la CGIL del Veneto, Carlo Soricelli, curatore dell'Osservatorio Nazionale sulle morti sul luogo di lavoro, Eliana Como della CGIL nazionale, Sergio Zulian della DL Cobas e Gabriele Zanella che farà la parte appunto del moderatore. Questo sul fronte della cronaca. Fra poco poi ci collegheremo con Lucio Zanato da Vittorio Veneto, dove c'è stata l'ennesima rissa, vi dicevo in apertura, ad avere la peggio questo 49enne che si trova all'ospedale. È successo nella notte, ci sono delle indagini in corso da parte dei carabinieri e fra pochissimo saremo in grado di collegarci anche con Padova per raccontarvi il congresso della Lega. Questa mattina hanno parlato i 2 candidati, Franco Manzato e Alberto Stefani, e c'è stato l'intervento molto atteso e intenso, quasi programmatico, del governatore del Veneto Luca Zaia. Ma prima un'altra polemica di queste ore esplosa nel pomeriggio di ieri, questo il titolo del Gazzettino che appunto dice tassa d'imbarco, ricatti e insulti, è appunto il riferimento è appunto alla polemica in corso tra Comune di Venezia e Ryanair, ma in questo servizio di Filippo Fois facciamo il punto. Quest'inverno Ryanair cancellerà 6 rotte da Venezia e ridurrà i voli su altre 6, eliminando un aeromobile basato all'aeroporto Marco Polo. Le scelte dell'azienda seguono un aumento di 2,50 euro della tassa d'imbarco decisa dal Comune. 2,50 euro che, aggiunti all'attuale tariffa di 6,5 euro, portano la tassa d'imbarco del Marco Polo a 9 euro. La compagnia low cost ha definito l'aumento eccessivo e scellerato, aggiungendo che il Comune di Venezia dovrebbe abbassare i costi d'accesso per contribuire a stimolare quella che viene definita una fragile industria turistica che si sta ancora riprendendo dalla pandemia. Le rotte cancellate sono Alghero, Colonia, Bournemouth, Helsinki, Norimberga e Fuerteventura. L'annuncio di Ryanair non scompone che Farsetti. Commentandolo e premettendo che ogni azienda ha la libertà di gestirsi come meglio crede, il sindaco Luigi Brugnaro ha sottolineato come gli avvicendamenti capitino e ci siano molte altre compagnie, ad esempio asiatiche, interessate a Venezia. Il mondo è fatto così, ha concluso, come uno chiude un altro apre. I voli della compagnia a basso costo tolti da Venezia atterreranno in quelle che vengono definite città concorrenti della Spagna e del Portogallo, con costi d'accesso più bassi.
Poi c'è stato uno scambio di battute al fulmicotone tra Marchi, presidente di Save, il sindaco Brugnaro. Insomma, la polemica è servita, ma la vedo collegata, penso sia pronta per raccontarci una giornata politica ad altissima tensione, preceduta da settimane, anzi mesi di fibrillazione all'interno della Lega. Da Padova con Francesco Ratai, la nostra Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo all'Hotel Sheraton di Padova, dove è in corso quello che è sicuramente il giorno più lungo per la Lega del Veneto, un congresso regionale, un congresso molto atteso. I lavori si sono aperti intorno alle 9:30, a presiederli il senatore friulano Marco Dreosto. All'inizio dei lavori erano presenti 55 delegati, ma la giornata di voto sarà molto lunga. I seggi si chiuderanno infatti verso le 18:30. Ricordiamo quanti sono i delegati: 470 i delegati al congresso più i rappresentanti istituzionali. Una mattinata che è stata scandita nell'unico momento che è stato aperto anche alla stampa dei lavori dell'Assemblea dagli interventi dei due candidati alla segreteria, ovvero Franco Manzato e l'attuale commissario regionale della Lega, il deputato Alberto Stefani, e poi molto atteso anche l'intervento del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Ma allora andrei a sentire subito il primo intervento ascoltato dall'Assemblea, ovvero quello del candidato Franco Manzato, il trevigiano Franco Manzato. Allora sentiamo come si è rivolto Manzato all'Assemblea. La Lega Veneta è sempre stata, da sempre stata, al centro del panorama politico. Qualsiasi partito autonomista in Italia siede al centro dello schieramento politico e dal centro decide e gestisce la politica, in questo caso del centrodestra, ma siamo una forza di centro, un centro alto, come diceva anche Umberto Bossi e ribadito anche da Matteo Salvini, ma un centro, perché il tessuto sociale e economico della Lega Veneta e dei Veneti è quello della moderazione, ma con grande determinazione nel voler raggiungere i propri obiettivi legati all'autonomia, che non è solamente legata a un rapporto Stato-Regioni, ma è un'autonomia che è legata anche a un rapporto Stato-cittadino, e questo sarà secondo me il futuro obiettivo della Lega Veneta, è quello di riscrivere il rapporto Stato-cittadino in termini di fiscalità. L'autonomia è incardinata, ma esistono problemi ancora molto importanti a livello veneto che vengono ribaditi ormai da 30 anni. Nella forma, nella sostanza, i veneti nell'impresa, nella famiglia, nel lavoro erano sempre, costantemente sotto torchio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo tipo di problema non è risolto in Veneto, non è risolto al nord, non è risolto in Italia. Ormai il problema dei salari, il problema delle imprese, il problema del prelievo fiscale è legato al sistema italiano e con il sistema italiano a livello europeo. E noi come Lega Veneta abbiamo il dovere, essendo a nord dell'Italia e con un rapporto costante con la parte centrale dell'Europa, avere l'idea che le nostre imprese, le nostre famiglie devono essere in tutto e insieme competitive. Il prelievo fiscale sarà radicalmente diverso, sarà la cartina e tornasole attraverso la quale noi potremo essere competitivi. E sono proposte che noi porteremo non a livello governativo, ma a livello di Consiglio federale. Se dovessimo arrivare a obiettivo con la mia candidatura, porteremo delle proposte radicali in Consiglio federale da discutere in modo democratico, ma che vadano a solcare assolutamente la parte fiscale. Dobbiamo aprire alla gente, perché portano idee nuove, leggono la società come noi l'abbiamo letta 30 anni fa in maniera inedita, e possiamo farlo anche questa volta. Io mi candido per l'unità del movimento, niente contro nessuno. Se riusciamo ad unire il movimento e costruire delle idee forti, irraggiungibili per gli altri, così come il tema del federalismo era irraggiungibile per nessuno poteva raggiungere il nostro obiettivo,
anche se hanno tentato di cavalcarlo, perché la Liga Veneta e la Lega Nord quella volta e adesso Lega aveva un'identità talmente forte, talmente potente che era irraggiungibile, e molti cittadini veneti del Nord e adesso dell'Italia si riconoscono in questo. Io credo che si debba ritornare a costruire una nostra identità, un'identità che si basa sulla costruzione del futuro, perché il futuro nostro non è legato semplicemente al nostro interno, ma legato al destino dell'Europa, e noi come veneti in Europa e nel mondo, così come i veneti antichi hanno saputo solcare mari e terra e aver portato civiltà da tutte le parti. Io credo che dobbiamo essere orgogliosi di essere della Liga Veneta e orgogliosi di farlo trasmettere anche ai veneti, perché hanno una grande occasione, quello di rivedere un partito, un movimento in Veneto che sia in grado di essere loro fratello, vicini, amici e con l'orgoglio e col cuore di amare il nostro territorio e la nostra regione. Grazie a tutti. Ecco, l'avete sentito Franco Manzato che ha ribadito: io mi candido contro nessuno, quindi un appello all'unità. Si cercano di ricomporre le varie divisioni che hanno scosso il partito in queste ore, sono molti conciliaboli. Ricordiamo che la votazione si chiuderà alle 18:30, l'ultima ora disponibile per potersi accreditare, per entrare poi a esprimere la propria preferenza sono le 18, quindi entro le 18 i delegati devono accreditarsi, pena l'esclusione dal voto. Secondo candidato alla segreteria, il commissario regionale Alberto Stefani. Ecco, sentiamolo in un discorso all'Assemblea in cui ha scandito più volte: io sono qui per. Oggi celebriamo il congresso regionale della Lega Veneta. È la prima regione a celebrare il congresso regionale, la prima regione ad aver celebrato tutti i congressi provinciali, così come avevamo promesso, così è stato fatto. Oggi io non sono qui contro qualcuno, sono qui per qualcosa, sono qui per un progetto che abbiamo costruito in questi 2 anni in silenzio, insieme a voi, insieme alla grande squadra della Lega. Sono qui con l'emozione di un giovane che è cresciuto all'interno di questo movimento dall'età di 16 anni. Sono qui davanti alla famiglia politica che mi ha cresciuto e che mi ha consentito di fare il consigliere comunale prima, il coordinatore dei giovani, il segretario provinciale, il sindaco della mia città, il deputato e il commissario regionale. E insieme ai militanti, alle sezioni, alla Lega del territorio è importante difendere anche la Lega di governo, gli amministratori, e spesso questo è un binomio che si unisce, amministratori, sindaci, assessori, persone che tutti i giorni rischiano del proprio per la propria comunità. Questa è una battaglia che noi dobbiamo affrontare anche a livello parlamentare, e anche perché questi amministratori sono coloro i quali sono portatori di consenso nei loro comuni, nei loro territori, nelle loro comunità, e sono il marchio di fabbrica del buon governo e della buona amministrazione della Lega Veneta. Sono qui perché la Lega non è mai stato un partito che guarda indietro. La Lega è sempre stato un partito che guarda avanti, e questo è stato il suo punto di forza anche nei momenti più difficili, anche quando la situazione sembrava difficoltosa. Ha sempre saputo guardare avanti, ha sempre saputo anticipare le scelte proprio perché guardava avanti, ha sempre saputo anticipare i tempi proprio perché guardava avanti, ha sempre saputo esprimere una grande capacità visionaria per poter anticipare le sfide che gli altri non avevano ancora colto. Penso al tema dell'immigrazione e penso al tema dell'autonomia. Queste sono le sfide che noi dobbiamo affrontare e questa è la visione che noi dobbiamo avere, rivolta ai prossimi decenni, rivolta al futuro. Sono qui perché voglio riaffermare il nostro senso di comunità, la necessità di rispettarci l'un l'altro. Io in questi 2 anni non ho risposto ad un solo attacco sui giornali, e l'ho fatto non perché non avessi risposte da dare, ma perché rispondendo avrei creato un danno al mio movimento e avrei creato un danno ai militanti. E un vero segretario di partito mette prima l'interesse del movimento agli interessi personali.
Noi sui giornali dobbiamo andare per i risultati che portiamo a casa, per quello che facciamo nei comuni, in provincia, in regione, in Parlamento. Queste sono le iniziative che devono andare sui giornali, non polemiche inutili. Questo ci permetterà di recuperare consenso nei comuni, nelle regioni, nelle province, a livello parlamentare, a livello europarlamentare. Sono qui per camminare al vostro fianco, sono qui per dedicare tutti i giorni dei prossimi 3 anni di questa segreteria regionale sul campo, nelle sezioni, insieme a voi. Viva la Lega, viva San Marco! E avete sentito le parole di Alberto Stefani, un discorso che è stato applaudito a lungo, un discorso che guarda al futuro. Molte le personalità della Lega presenti ovviamente qui allo Sheraton, abbiamo visto i 2 sottosegretari, Massimo Bitonci e Andrea Ostellari, consiglieri regionali, europarlamentari, presidente del Consiglio Veneto Roberto Ciambetti, assente per ora Roberto Marcato, il terzo candidato in pectore alla segreteria che martedì scorso ha annunciato il suo ritiro. Era molto atteso, lo dicevamo all'inizio, il discorso del presidente del Veneto Luca Zaia, un presidente che ha detto all'inizio di essere qui da militante, ha detto non ci interessano i sondaggi, strizzando ovviamente l'occhio anche a Fratelli d'Italia in vista delle regionali del 2025. Noi siamo qui, siamo sul territorio. Al segretario chiedo di fare ordine nel disordine e di riportare l'attenzione sull'identità, ma anche su temi importanti come quello dei diritti civili. Allora sentiamo le parole del presidente del Veneto Luca Zaia, poi qui dall'hotel Sheraton ringrazio Francesco Ratai per la collaborazione tecnica e restituisco la linea allo studio. Penso che noi abbiamo un grande patrimonio da portare avanti, che è quello della Liga Veneta, perché vorrei ricordare che questo è il congresso della Liga Veneta. E a volte no, cioè io non sono scritto il discorso, pensavo ma che segretario vorrei? Beh, io vorrei, dopo è ovvio che c'è sempre dibattito, però immagino che noi dal segretario ci aspettiamo che sia un segretario inclusivo, che sia un segretario che comunque abbraccia tutte le idee, il dibattito, che sia un segretario che comunque non si avventuri nello scambio di prigionieri, perdonatemi l'espressione, ma che pensa che la nostra forza siano comunque lo scambio delle idee e la militanza, l'essere inclusivi fino in fondo. Che sia un segretario che non si dimentichi mai, in tutti gli istanti della sua giornata, durante il suo mandato, che la Lega, o meglio la Liga Veneta, è identità. Guardate, la nostra forza è l'identità, il consenso si lega all'identità. Tutto il progetto identitario, nato nella notte dei tempi, iniziato con Bossi, con Gobbo, insomma con tutti coloro che hanno dato vita a questo progetto, parte dall'identità. Il vero risultato è quello di aver dato l'orgoglio di essere veneti ai veneti. Questo è il vero risultato. Abbiamo investito in un progetto identitario che ha ridato vita a quello che io definisco il Veneto Pride, l'orgoglio veneto. Questo deve essere il faro che muove il segretario e che deve muovere ognuno di noi nella nostra azione amministrativa, di militanza, di sostenitore. Perché se noi siamo diversi dagli altri è perché abbiamo un'identità. Penso anche che sia fondamentale che questo partito e che questo movimento, a partire dalla Liga Veneta, parta da una visione di modernità. Non possiamo continuare a parlare dell'identità pensando che sia solo valigia di cartone. La modernità significa che noi dobbiamo sempre essere al passo con i tempi. I giovani ci indicano la via. Io ho scritto che questo non è un paese per giovani, ma il Veneto deve essere un paese per giovani. I giovani non possono essere un problema. Lo dico perché modernità vuol dire anche affrontare temi che spesso sono spinosi. Modernità vuol dire anche che noi non siamo quelli con l'anello al naso e gli altri hanno capito tutto. E vi parlo dei diritti civili, vi parlo delle grandi battaglie che noi abbiamo fatto, perché la gente da noi si aspetta che indichiamo la via, non che ce la facciamo indicare. E non vivere di complessi di inferiorità. E questo è un po' nell'indole umana, no? Vivere del complesso di inferiorità. Gli altri crescono, bene, dopo la crescita c'è sempre la discesa. Noi non possiamo vivere di sondaggi,
Non possiamo vivere di sondaggi. Non possiamo vivere di sondaggi, lo avete sentito Luca Zaia che ha elencato le sue priorità per la Lega, chiaramente il territorio, l'autonomia ma anche l'apertura nei confronti dei diritti civili, e tutti sappiamo come in questi giorni il tema sia centrale con quello che è successo a Padova. Ieri vi abbiamo raccontato anche la mobilitazione delle mamme arcobaleno, insomma parole che sono state pronunciate di fatto in apertura dei lavori allo Sheraton di Padova. Vi ha detto la nostra Chiara Gaiani, in serata ci sarà questo verdetto, probabilmente tra le 18:30 e le 19:30 sapremo come andrà a finire, chi vincerà tra Alberto Stefani e Franco Manzato, ma noi siamo quasi pronti a collegarci con Lucio Zanato a Vittorio Veneto per raccontarvi di questa ennesima rissa, un 49enne grave all'ospedale. Prima però rimaniamo in zona e ritorniamo a quanto successo nella prima parte della giornata di ieri, la forte scossa di terremoto che è stata avvertita in tutta l'area, in particolare a Fregona. Prima un boato e poi il pavimento che sussultava, poi sentendo anche i vicini di casa tutti fuori, perché al momento siamo usciti tutti, e dicevano appunto sta scossa di terremoto. Assolutamente distintamente è stata proprio un boato, una deflagrazione vera e propria, cosa che non avevo provato neanche nel 76, per dire, perché appunto c'era il terremoto che ha colpito il Friuli, non aveva questa tipologia di deflagrazione, e stamattina è stata veramente un colpo a ciel sereno, una botta unica, non ho mai sentito un terremoto così. Pensavo che fosse scoppiato il microonde, magari, ma sono andato fuori, è successo una bombola del gas, qualcosa, come una bomba. Non ci sono stati danni a persone o cose, ma difficilmente gli abitanti di Fregona dimenticheranno il frastuono che ha preceduto la scossa di terremoto registrata alle 7:21 del mattino. I sismografi hanno fissato l'epicentro tra il comune dell'Alto Trevigiano e l'Alpago a 12 km di profondità, 2,9 i gradi sulla scala Richter, tante le persone in strada. Ma a un certo punto mi sono svegliato, ho trovato le pareti che si muovevano, insomma, della mia casa. Una cosa che ho già subito nel 76. Eravamo già aperti, abbiamo sentito un gran boato e le bottiglie che si muovevano. Boato, sì, ma proprio nel basso, quindi sembrava sottoterra, insomma. Ero qua, sinceramente ho pensato che mi fosse scoppiato qualcosa sotto, come un fusto o qualcosa del genere, invece dopo abbiamo capito che era il terremoto. Il sindaco Patrizio Chiesa ricorda come Fregona, così come tutta la fascia dell'Alpago e Vittoriese, sia tra le più sismiche del Veneto e d'Italia. Spero in un fenomeno isolato, dice, ricordando tutti i lavori di adeguamento portati avanti negli ultimi anni nei plessi scolastici del comune. Il centro decentrato della Protezione Civile del Veneto ha certificato come la scossa sia stata avvertita in tutta l'area, da Sarmede fino a Ponte nelle Alpi. È stato veramente un colpo forte, che sembrava come un camion che ti fosse venuto addosso alla parete, sembrava una cosa così. Questa la paura vissuta ieri mattina a Fregona e nei dintorni, ma noi rimaniamo in quell'area, andiamo a Vittorio Veneto. Adesso è pronto il nostro Lucio Zanato per raccontarci questi ennesimi attimi di follia vissuti in un bar, l'ennesima rissa nella Marca. Lucio, a te la parola, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, mi trovo all'esterno del bar Macao, lungo via Isonzo, per intenderci la strada che da San Giacomo di Veglia porta a Colle Umberto. Qui questa mattina intorno alle 3 c'è stata un'aggressione per futili motivi e un 50enne macedone si trova adesso all'ospedale di Conegliano, non in pericolo di vita, però certamente non in buone condizioni. Qualcuno dice che si è spezzato il femore e che ha diverse chimosi, insomma l'aggressione non è stata
assolutamente leggera. Che cosa è successo? Poche parole, il Macedone era con degli amici qui fuori nella veranda intorno alle 3 di questa mattina, questo è un bar diciamo tra i più frequentati verso quell'ora, anzi è l'unico bar aperto nel Vittoriese, ci dicono alcuni avventori, proprio fino a tarda ora. Viene gestito da una coppia di cinesi, dietro il banco c'era la proprietaria, a un certo punto arrivano, mentre queste persone, questi adulti stanno parlando assieme, arriva una doppia coppia di giovani, si siedono sempre nella veranda. A un certo punto la ragazza chiede al Macedone di abbassare la voce perché aveva la voce abbastanza concitata, ne nasce prima un diverbio verbale e a seguire il ragazzo che accompagnava appunto la ragazza di una delle due coppie arrivate appunto verso le 3 ha iniziato ad aggredire fisicamente il cinquantenne a colpi di pugni, calci, qualcuno dice sì ha spuntato anche un coltello ma non è verificato. Fatto sta insomma che a un certo punto il Macedone è finito a terra, pare svenuto e la doppia coppia ha preso la macchina e è fuggita nella notte. Sono arrivati subito i carabinieri, contemporaneamente anche a un'ambulanza, il cinquantenne è stato portato all'ospedale di Conegliano, ripetiamo con problemi per quanto riguarda probabilmente un femore rotto e diverse ecchimosi, non però in pericolo di vita. Quello che ci è stato detto dalle persone che abbiamo sentito che stanotte c'è stato un gran frastuono, tra l'altro non è neanche la prima volta che capita appunto che ci sia diciamo così un po' di concitazione in questo bar. Del resto, ripeto, è un bar aperto, è l'unico bar nel Vittoriese aperto fino alle 4 del mattino. Del caso ovviamente stanno indagando i carabinieri che questa mattina sono tornati e hanno posto sotto sequestro le immagini dell'impianto di videosorveglianza proprio per determinare diciamo così i fatti proprio con le immagini. Qualcuno dice che la doppia coppia sia una doppia coppia di etnia marocchina e di conseguenza potrebbe essere anche una sorta di, non dico regolamento di conti, ma di confronto tra etnie appunto macedone e marocchina. Altre notizie le daremo nel corso del telegiornale della sera. Se hai domande intanto ti restituisco la linea. Lucio, grazie davvero per questa tua corrispondenza da Vittorio Veneto, grazie quindi al nostro Lucio Zanato. Dicevamo l'ennesima settimana di follia nella Marca, iniziata tra l'altro lunedì con quell'alterco a Castelfranco Veneto all'esterno dell'Eurobike al Lago, il 23enne pugile che ha sferrato un pugno in pieno volto a un 39enne kosovaro. Ci sono dei problemi, alcuni problemi con le luci, ma li stiamo risolvendo. Vi chiedo di portare un po' di pazienza. Quindi una settimana di follia iniziata male, poi sapete nel corso della settimana sono andate avanti anche le indagini su Aymen, il ragazzo di 17 anni ucciso nel metà maggio a Varago di Maserata sul Piave. Sono andate avanti le ricerche soprattutto nella zona di Sallettuola anche con drone per cercare il telefonino del ragazzo ma anche il coltello che si sospetta potesse avere con sé. E i fatti di poche sere fa li vediamo subito a Carbonera, quel ragazzo accoltellato alla schiena. Carbonera. Una nottata passata insonne, un ragazzino sanguinante a terra, le armi, la rabbia di questi giovanissimi, in via Grande a Pezzan di Carbonera, c'è sconcerto. Siamo rimasti proprio allibiti dalla situazione, 2 ragazzi per terra, uno che perdeva tantissimo sangue, e io come genitore sono comunque preoccupato perché la situazione non è bella, se già in questi paesi qua succedono queste cose, insomma sicuramente da genitore dovrò controllare di più anche le mie figlie. Terribile veramente, ho detto qua non si sa più niente, come che si va a finire, erano tutti giovani, gli scampai, però gli acciappai. Dispiace perché comunque sono ragazzi che forse non hanno bene capito il valore della vita, perché veramente per delle robe stupide, stupidate, alle volte uno ci può anche rimettere la vita. Il ragazzo ferito si è accasciato di fronte alla casa di Paolo Dotto, che ha chiesto alla moglie di chiamare subito i soccorsi. Abbiamo subito mi ha urlato di chiamare subito carabinieri e ambulanza, abbiamo aspettato i soccorsi, usciva tantissimo sangue, per cui insomma siamo stati qua con altri vicini e abbiamo soccorso.
Senta, ma ragazzi che voi avete visto qua in zona? Mai visti, mai visti. Non li conosciamo, ma hanno detto, perché poi mia figlia è arrivata anche mia figlia, uno tra l'altro poi è svenuto dall'agitazione, quando si è ripreso l'ha fatto un po' calmare e ci ha detto che aveva 17 anni, gli ha un po' raccontato delle sue cose. A terra sono rimasti gli zaini, un paio di occhiali e 2 biciclette, tutto è stato recuperato dai carabinieri. Sul posto è arrivato anche il papà di uno dei ragazzini coinvolti nella rissa. Però Il padre che cosa gli ha detto? gli ha detto, il punto della situazione è che tu comunque andavi in giro con un coltello, gli hai fatto capire, vabbè che ti sei voluto difendere, se è così la realtà, perché dopo bisogna capire. Però è strano che tu già andavi in giro con un coltello, la cosa fa pensare, no? Partiti da casa con un coltello ed una pistola soft air, non una passeggiata con amici, non una serata di svago, un appuntamento che poteva trasformarsi in una tragedia, l'ennesima. A qualche chilometro da qui l'omicidio di Aymen, 17 anni, accoltellato a morte per una questione di droga. In carcere per questo delitto un 18enne. Insomma, tanti fatti che si susseguono e tutti di estrema gravità. Io vi ricordo la notizia di apertura di questa nostra prima edizione, l'incidente mortale nella notte a Torre di Mosto, questo 34enne Christopher Vidali di Torre di Mosto, originario di Motta di Livenza, che ha perso il controllo della sua auto, una Volvo V40 che si è schiantata contro un platano rompendosi a metà. Vedete, le immagini sono assolutamente tragiche. Questa è l'ennesima vittima sulle strade del Veneto. Soltanto ieri un autista deceduto a Padova, anche questo vi abbiamo raccontato in questa prima parte del nostro telegiornale. Ma abbiamo ancora tanti collegamenti in ballo, tanti ospiti. Vi lancio questa notizia che è battuta da varie agenzie e riguarda la Marca trevigiana, uno studio della Confartigianato di Treviso, dove un lavoratore su 3 è ad alto rischio automazione. Questo cosa significa? Significa che robot e intelligenza artificiale da qui ai prossimi anni potrebbero prendere il posto appunto di un lavoratore su 3 in provincia di Treviso, e Treviso è al 22esimo posto in Italia e terza in Veneto per questo impatto sull'occupazione, sul totale degli addetti. Anche questo uno scenario, e se rimaniamo in ambito sindacale vi ricordo che oggi c'è la protesta nazionale della CGIL sui tagli alla sanità, ma soprattutto sull'urgenza di nuovi addetti, di camici bianchi, di infermieri, di operatori socio-sanitari. Noi adesso andiamo in pubblicità, abbiamo ancora tanto da raccontarvi, a fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato a Nord-Est. Non preoccupatevi, siamo sempre noi, c'è qualche problema alle luci, forse c'è stato un blackout, ma noi siamo coriacei, andiamo avanti lo stesso. Lo faccio con i miei 2 nuovi ospiti, Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco. Ci ritroviamo dopo un po' di tempo. Buongiorno sindaco, ben trovato, e ben trovato anche a Matteo Marconi, presidente della cooperativa sociale Comunica. Grazie mille. Io con voi volevo parlare soprattutto di giovani, visto quello che è successo in questa settimana, visti i fatti di Carbonera che abbiamo ricordato anche poco prima della pubblicità, vista la rissa di ieri sera che non ha riguardato giovani ma che in qualche modo è sintomatica di un momento di forte aggressività, ce lo dicono le statistiche, ce lo dice la cronaca, e poi appunto il fatto forse più grave quello di Aymen, il 17enne ucciso poco più di un mese fa a Varago di Macerata. Questa settimana sono proseguite le ricerche anche con drone sul Piave alla ricerca di un ipotetico coltello. Insomma, c'è una forte aggressività, questo insomma lo vediamo, lo tocchiamo con mano. Matteo Marconi, lei è insegnante, è docente, è presidente di questa cooperativa sociale radicatissima nella Marca trevigiana. Che spiegazione si dà di fronte a questa escalation? Spiegazioni ce ne sono
tantissime, avere quella giusta sarebbe eccezionale. Secondo me un po' è un riflesso del momento attuale che stiamo vivendo, il discorso della pandemia, poi della guerra. La guerra porta violenza, l'idea che si possa risolvere le cose con la forza, e questo è comunque qualcosa che arriva ai ragazzi, è un messaggio che arriva ai ragazzi molto, molto forte, perché non è mediato. Noi sappiamo che ci sono delle ragioni, delle motivazioni e altro, ma i ragazzi lo leggono in maniera molto più semplice. Ho un torto, posso usare la forza per reagire. E poi in tutto il periodo del Covid sono saltate tutta una serie di attenzioni che c'erano verso l'educazione informale di alcuni gruppi. Perché c'è l'educazione che arriva all'interno della scuola, l'educazione che arriva all'interno dello sport, ma c'è tutta una serie di ragazzi che non partecipa a nessuna di queste attività. E soprattutto dopo il Covid, quello che veniva un po' fatto per cercare di inserirli all'interno di diverse attività, come possono essere anche i centri estivi, per dire, sono saltate. No, ma sono ragazzi persi questi? No, sono ragazzi che si possono recuperare, secondo me, ancora, però bisognerebbe lavorare prima, non si può lavorare quando ormai il guaio è stato fatto, bisognerebbe riuscirli a inserire all'interno dei gruppi sociali prima che diventino grandi, che formino questi gruppi e che arrivino a questi episodi. Un'attività, come dicevo prima, tipo tutta l'educazione informale dei vari gruppi che ci sono, come quelli che si formano in estate, come quelli che si formano nelle parrocchie, nei campetti, eccetera, sono momenti importanti perché raggruppano i ragazzi, creano socialità tra di loro e quindi non isolano questi gruppetti, ma li inseriscono all'interno di un contesto dove trovano delle motivazioni. Perché lei dice questi gruppetti, questi gruppi sono la minoranza. Sono la minoranza, sì, sicuramente sono la minoranza. Ma non ce n'erano così tanti fino a qualche anno fa? Forse si vedono di più che altro. E anche sono arrivati a un livello più elevato di reazione, che è un po' quello il problema. Sono sparite tante, noi non ci rendiamo conto che durante gli anni del Covid sono sparite tantissime attività. Faccio un esempio: a scuola faccio il laboratorio di teatro. Il laboratorio di teatro non ho potuto farlo durante l'anno del Covid, ma tantissimi ragazzi che potevano finire in gruppetti negativi, quando sono passati per teatro, che magari sono stati inseriti anche apposta dalla scuola, dopo hanno trovato un qualcosa che li ha fatti diventare protagonisti positivi, ricevere l'applauso alla fine dello spettacolo, aver lavorato un anno insieme agli altri per realizzare qualcosa assieme, li ha cambiati. E dopo quei ragazzi che tu avresti detto sono destinati a prendere una strada negativa, in realtà dopo hanno fatto tutto un altro percorso e adesso sono cresciuti e stanno bene in mezzo agli altri. Quindi bisogna dare delle opportunità ai giovani, questo è il tema. Condivide questa impostazione di Marconi, sindaco Durighetto? Sì, condivido e non aggiungo null'altro rispetto a quello che ha già detto. C'è forse solo due cose che mi sento però di integrare. La prima è che proprio partendo dall'analisi che è stata fatta io andrei anche un po' a scindere alcuni episodi, perché c'è un disagio che si concretizza probabilmente anche con la volontà di autoisolamento o di isolamento del gruppo rispetto al contesto sociale nel quale vivono, e l'altro invece è quello della violenza. Sicuramente quando si iniziano a vedere episodi come quello di Carbonera o come appunto quello di Varago del mese scorso, lì probabilmente tutta la catena educativa è saltata e soprattutto lì bisogna capire quale metodo è bene provare ad utilizzare per capire se sti ragazzi riescono ad essere ripresi e ricoinvolti, perché lì stiamo parlando purtroppo di fatti che hanno una violenza e hanno avuto degli esiti che sono al di fuori di quello che è l'alveo delle esperienze di crescita che un ragazzo deve fare. E l'altro aspetto è quello che probabilmente in alcuni settori, alcuni anche centrali, come sono quelli della scuola, quelli dell'educazione, diciamo così, di accompagnamento anche sportivo, servono strumenti nuovi. Noi a volte ci approcciamo con i ragazzi con gli stessi strumenti che avevano usato i nostri genitori nei nostri confronti, che sono quelli che usavano i loro nonni nei loro confronti.
Il mondo, che purtroppo sta correndo sempre di più, ha bisogno anche di idee nuove, ha bisogno anche di prospettive nuove e di ragionamenti nuovi. È chiaro che l'esperienza di una cooperativa come quella di Comunica, perché no, può essere interessante e utile da utilizzare. Noi stessi, mi dispiace perché sembra sia venuto qua a fare la marchetta, nell'ultimo consiglio comunale di lunedì scorso il comune Zero Branco ha stanziato appunto 26.000 euro per nuove attività solo per i ragazzi, quindi addirittura concentrate in un target che mi viene da dire è quello degli ultimi anni delle elementari e i primi anni delle superiori, quindi stanno aggiungendo risorse per però dar sviluppo a idee nuove, perché i sistemi di approccio e le modalità che sono sempre state utilizzate probabilmente non funzionano più, altrimenti non arriveremo a queste situazioni. E 26.000 euro non sono pochi, che iniziative? Su quali iniziative puntate? Beh, allora noi abbiamo fortunatamente, come accennava anche prima il Presidente di Comunica, un'ottima collaborazione anche con le parrocchie e con le società sportive, per cui alcune iniziative di diciamo così, di supporto a questi ragazzi, che vuole anche semplicemente dire trovare un orecchio amico che li possa ascoltare e possa aiutarli a sviluppare quelle che sono le loro sensibilità, ma in un alveo gestito e anche, perché no, come si diceva prima, di apprezzamento. Quando uno di questi ragazzi raggiunge un risultato, deve capire che tutto il mondo attorno a lui è felice del risultato che ha ottenuto, altrimenti molto spesso noi genitori siamo a volte anche un po' rapidi e veloci nel liquidare quelli che sono i successi dei nostri figli e loro non hanno neanche questa possibilità qua, e quindi una parte di questi investimenti sono dedicati a delle iniziative che andiamo a svolgere in collaborazione con la parrocchia, non solo di ascolto ma soprattutto di azione, nel senso che i ragazzi devono iniziare a imparare a fare qualcosa, sia con le mani che con la testa che con la lingua. A volte abbiamo anche bisogno di imparare a esprimere quello che noi abbiamo dentro in maniera strutturata e organica per evitare di arrivare alle mani. Quando si arriva alle mani è perché non siamo stati in grado con la nostra parlantina di spiegare, di creare un percorso, diciamo così, di reale crescita. A questo si affiancano altre iniziative. Per esempio abbiamo partecipato a un progetto che sta prendendo sempre più piede in tutti i comuni qua del Veneto e soprattutto nella zona del Trevigiano, che è Ci sto a fare fatica, con un'altra cooperativa, e abbiamo dovuto aggiungere dei soldi perché quelli che avevamo messo inizialmente, che andavano a coprire 2 gruppi di ragazzi, non sono stati sufficienti perché c'è stata una richiesta ulteriore e quindi abbiamo integrato proprio per dare modo a tutti i ragazzi che hanno deciso di partecipare di poter essere presenti. E il tema poi collegato soprattutto in queste settimane è quello dei centri estivi, no? Stiamo parlando di iniziative, di opportunità per i giovani. I centri estivi sono un'opportunità per i giovani, però sui centri estivi grava questo macro tema dei rincari. Il caro bolletta, il caro spesa e quant'altro, insomma tutti i temi che ben conosciamo. Da più parti in queste settimane, anche a Zero Branco, ci sono state delle polemiche, delle famiglie che magari si sono lamentate per l'aumento dei costi. Marconi, ci aiuti a fare un po' di chiarezza, cosa sta succedendo, e le tariffe sono aumentate così tanto da rendere proibitivo per alcune famiglie rivolgersi ai centri estivi? Nella maggior parte dei nostri centri estivi in realtà le tariffe sono diminuite perché non ci sono più alcune spese Covid che c'erano negli anni precedenti e quindi siamo riusciti a limare. In alcuni casi c'erano magari dei comuni che avevano delle risorse che potevano investire negli anni precedenti, non avendole quest'anno magari si è alzato un pochino il prezzo, ma nelle realtà che gestiamo noi la maggior parte sono diminuiti, e se ci sono stati, dove si sono alzati sono stati di pochissimo, non ci sono grandi cifre. Certo che quindi mediamente una settimana quanto costa alla famiglia? Solo la mattina può andare dai 50 ai 70 a seconda su quelli classici, diciamo, poi ci sono delle cose specializzate e allora costano di più. Come gli anni scorsi, quindi in linea? Sì, no, l'anno scorso eravamo un po' più alti. Un po' più alti per anche il discorso c'era tutta Covid. una questione di avere più personale, pulizie più specializzate, eccetera. Tra l'altro 2 o 3 anni fa a quest'ora proprio io e lei ci ritrovavamo qui a parlare delle difficoltà, poi insomma i centri estivi erano anche a rischio, le famiglie erano veramente in Su quello che abbiamo detto prima, i centri estivi sono importanti anche
non tanto quelli sportivi o linguistici, eccetera, o tutte le altre cose che adesso vanno di moda. I centri estivi classici erano rimasti una delle poche cose, in cui si utilizzano ancora le mani. Ma non le mani per fare a botte, ma le mani per costruire qualcosa. Insomma. Okay. E secondo me una cosa molto importante sarebbe riscoprire la manualità. Anche a questi ragazzi, fargli riscoprire il valore dell'utilizzo delle mani e anche far sì che venga rivalutato come positivo il lavoro manuale, cioè avere un futuro come lavoro in cui uso le mani per fare il mio lavoro deve essere qualcosa che dalla società viene apprezzato in maniera positiva e non in maniera negativa. Cioè, alla fine, quando fai anche orientamento a scuola, quasi tutti vogliono andare a fare un lavoro da impiegato, un lavoro da ufficio. Invece molto spesso il lavoro manuale ti dà tanto di più, no? Perché tu realizzi una cosa, la progetti, la realizzi, vedi il risultato finale. Per molti ragazzi può dare tante soddisfazioni. Assolutamente, qua si apre il macro tema delle competenze. Lei di fatto... Sì, però potrebbe essere quello che aiuta questi ragazzi a prendere una strada diversa, riconosciuta come valore per la società. Tanto ne abbiamo anche bisogno, perché nei lavori manuali c'è sempre meno gente che... Quindi prima che arrivi l'intelligenza artificiale e ci porti via anche quello, insomma, Esatto. avete visto prima lo studio, ve lo rimostro, della Confartigianato Marca Trevigiana, che dice un lavoratore su 3 ad alto rischio automazione. Proprio per questo è importante puntare sull'artigianalità, sulla manualità e poi anche sulle competenze proprio tecnologiche, che non significa stare sui social 24 ore al giorno. Sindaco, diciamo anche questo. No, direi che quella magari è una componente, perché chi fa comunicazione o informazione deve fare anche quello, ma forse ci sarebbe bisogno, se mi lascia fare una battuta, lavorare sull'intelligenza manuale più che sull'intelligenza artificiale, cioè, come si diceva, sulla capacità di riacquisire degli insegnamenti e delle competenze che una volta sembravano scontate nell'esistenza di una persona, che adesso si va via via sempre più perdendo. È vero ed è corretto l'analisi che si faceva adesso, che faceva appunto il Presidente di Comunica, del fatto che i centri estivi a volte non sono neanche percepiti per il valore che hanno, ma molto spesso ci si affida a delle esperienze limitate e ridotte di qualche settimana, e che magari possano dare qualche competenza in più al nostro ragazzo. E anche su questo mi permetto di insistere, forse servono soluzioni nuove per problemi nuovi, o soluzioni nuove per poter dare ai ragazzi strumenti nuovi e opportunità nuove. Quindi un ragionamento complessivo sui centri estivi va fatto, dopodiché insomma purtroppo siamo diventati tristemente famosi per questo ipotetico aumento dei costi dei centri estivi, mentre siamo su valori un po' più bassi, noi a 0 rispetto a quelli che diceva il Presidente, ma perché noi ormai annualmente impegniamo cifre importanti. Quest'anno, tra i contributi del Comune e quelli che ci sono arrivati finalmente dallo Stato, siamo attorno ai 36.000 euro di contributi che vengono erogati direttamente alle famiglie. Perché poi c'è da dire, ogni comune fa sé e quindi insomma non c'è un criterio unitario. Sono tornate un po' a spegnersi le luci, ma oggi va così, insomma, va benissimo. L'importante è stare insieme e tenersi aggiornati. Parlava di soluzioni innovative il sindaco di Zero Branco Durighetto, e sembra una soluzione innovativa quella che arriva da Padova, un contratto d'affitto tra studenti universitari e i padovani con più di 65 anni di età, un modo anche per mettere in relazione le generazioni. Sentite. Progetto sperimentale del Comune di Padova per gli studenti fuori sede che cercano un alloggio in città. Si chiama Coabitazione Intergenerazionale e propone un'alleanza tra i giovani universitari e i padovani con più di 65 anni. Si parte da un regolare contratto d'affitto, quindi nulla di assistenziale, ma una vera e propria relazione solida e, perché no, un modo per fare compagnia a chi è rimasto solo. Abbiamo delle case molto grandi dove abitano delle persone che magari sono rimaste sole, e abbiamo dall'altra parte degli studenti che cercano un abitare, quindi perché non tornare a quella che era un'abitudine che una volta c'era, cioè dell'affittacamera e del fatto di poter mettere a disposizione una stanza con un contratto regolare, con una disponibilità a convivere
all'interno di uno spazio comune, anche in una dimensione intergenerazionale. E viste le dimensioni di Padova, grande ma non troppo, il legame stretto tra città e università, progetti come questo hanno anche maggiori possibilità di successo rispetto ad altre realtà più grandi. Il progetto Giovani del nostro comune ha in mano questo progetto. Su Padova.net si trovano i moduli da compilare per potersi mettere a disposizione sia per l'una che per l'altra tipologia di persone. E poi abbiamo una piccola equipe che andrà a verificare un po' le due situazioni e cercherà di fare il matching migliore in modo da trovare anche le migliori soluzioni di convivenza. Il passaggio successivo potrebbe essere un regolamento per rendere più chiara la convivenza e l'assistenza degli uffici del comune per quanto riguarda la stesura del contratto. È un modello che potete proporre anche a Zero Branco? Sì, non abbiamo l'università, però è interessante, no, è intelligente e interessante soprattutto perché mette assieme due esigenze effettive. Una senz'altro quella degli studenti di riuscire magari a trovare degli alloggi e anche a un costo gestibile, ma soprattutto quello di accompagnare o di trovare un po' di compagnia da parte delle persone che magari si ritrovano da sole o che si ritrovano ad avere una casa troppo grande per quelle che sono le loro esigenze e quindi a contemperare queste due esigenze. Mi viene da dire anche un progetto che ha uno spirito e un respiro umano, dove forse la persona viene messa prima del problema. È quasi come se la soluzione andasse a cancellare non solo il problema, ma andasse a portare un valore aggiunto di più, che è quello della riscoperta delle relazioni, meglio ancora fra generazioni diverse. A proposito, sono giorni anche di esami, no? Abbiamo parlato questa settimana della maturità, lei Marconi è docente di scuola media, Media, se non sbaglio. Come sta procedendo? Beh, medie, adesso ci sono in corso gli orali, gli iscritti sono già stati fatti, sta procedendo bene. Come li vede questi giovani? Per qualche anno, insomma, gli esami sono stati provati dal Covid. Gli esami per le medie sono la prima prova della vita, perché ormai quelli delle elementari sono stati tolti. Purtroppo, perché secondo me queste prove servono a crescere. È vero che era un esame pro forma, però il bambino aveva paura, viveva l'emozione, eccetera. Adesso la prima prova che si trovano a affrontare è quella dell'esame di stato di terza media, in cui vedi le scene bellissime della tensione prima di essere chiamati dentro per il colloquio, dell'uscita fuori in cui arriva il pianto di gioia, non il pianto di tristezza, il pianto di gioia per aver superato la prova, per l'emozione. È qualcosa di importante per loro perché li fa crescere molto. Non se ne può fare a meno. No, secondo me degli esami non se ne può fare a meno. So che vorrebbero togliere anche questi, però secondo me sono prove che servono a crescere. È vero che non serve magari più di tanto nella vita perché nessuno ti chiederà con che voto sei uscito dall'esame delle medie per assumerti a lavorare da qualche parte, però quello non conta, conta il fatto di vivere l'emozione e di prepararsi, di essere seri. Vengono vestiti molto, molto seriamente la maggior parte, che magari è la prima volta che si vestono proprio bene, quindi perché hanno l'esame, sentono il è momento. importante, quindi mi metto magari anche, c'è caldo, mi metto la giacca, addirittura qualcuno la camicia come minimo, mentre di solito sono sempre in maglietta. Quindi è una sofferenza anche fisica. Sindaco, vedo che sorride. Sì, io ho ben presente questa situazione perché c'è mio figlio più piccolo che sta facendo la maturità in questi giorni. La maturità? La maturità, e a lunedì all'orale, quindi speriamo vada bene. In bocca al lupo. Com'è andata finora, prima prova? Sì. Aveva delle aspettative forse un po' più alte, ma ha ragione Matteo. È l'emozione, è il fatto di vivere queste esperienze dove a volte uno parte con un'idea, anche con delle competenze acquisite, ma poi di fronte all'esame a volte un po' ci si perde, succede a tutti e serve per crescere. Io adesso vi faccio sentire questo servizio da Padova che mette in relazione alcuni problemi dell'adolescenza, per esempio l'aggressività con l'assenza di sonno, soprattutto tra i giovanissimi. È molto interessante. La capacità di aspettare assieme alla capacità di dormire le giuste ore di sonno sono alla base di una serie di fenomeni che oggi vengono chiamati e definiti challenge, sfide.
Potrebbe esserci anche una carenza di sonno nei primi anni di vita alla base degli episodi delle sfide social, sintomo di una marcata tendenza ad agire in modo avventato. Si stima che tra i 100.000 e i 500.000 adolescenti italiani riportino sintomi riconducibili ad una dipendenza comportamentale associata all'utilizzo delle nuove tecnologie quali social media e videogiochi su internet. Non solo questo però, anche un'educazione che non insegna l'attesa porta i giovani e i giovanissimi a lanciarsi in sfide sempre più azzardate per provare emozioni sempre più forti. Un certo tipo di educazione che comporta in una scarsa capacità di dormire dei bambini e soprattutto il dare loro tutto e subito, sono alla base di quel senso di vuoto, di inutilità che compare in loro sempre più accentuato, esplodendo a livello dell'adolescenza e nell'età giovane adulta. Se noi non dormiamo alle ore giuste, quindi non permettiamo al cervello di sintetizzare determinate sostanze, in particolare la dopamina e la serotonina da un lato, e se dall'altra, dando tutto e subito, uccidiamo il desiderio nei ragazzi di attendere e di conseguenza, grazie all'attesa, di godere il frutto di un'attesa, appunto, noi li portiamo in condizione di vivere senza saper godere della vita. Questo è uno spunto interessante, Marconi, l'assenza di sonno o comunque le poche ore di sonno nell'adolescenza. Questo è molto diffuso tra i ragazzi stanno tanto svegli di notte, le nuove tecnologie li aiutano su questo perché è facile stare svegli, va in camera, il genitore non si accorge e vanno avanti per ore e ore. Me lo dicono loro, mi dicono mi è arrivato il messaggio dell'altro alle 2 del mattino, alle 3 del mattino, alle 3 del mattino era ancora sveglio perché magari non è venuto a scuola il giorno dopo o altro. Però del servizio secondo me era molto interessante il discorso dell'attesa, perché uno dei problemi principali adesso è un appiattimento sul presente, un po' di tutta la società. Noi corriamo sempre velocemente, non abbiamo mai il tempo di riflettere su quello che abbiamo fatto, quindi di pensare al passato, un attimo di elaborarlo e di proiettarci sul futuro. Cioè, sto facendo questa cosa, in quale prospettiva? L'esame, ad esempio, di terza media di maturità è una delle poche cose in cui c'è una proiezione nel futuro. Ho una data in cui dovrò fare l'esame, devo organizzarmi, prepararmi per arrivare a quel momento là e lo attendo quel momento là. Ma l'attesa c'è in pochissime cose, è quasi tutto pronto subito e consumato subito. E questo forse è ancora più grave della mancanza di sonno, perché forse la mancanza di sonno è anche quella, devo vivere subito tutto, quindi non posso dormire che perdo tempo. E dormire è una perdita di tempo. E Dorighetto dice magari potessi dormire un po' di più, no? Si vede. No, effettivamente, ma mi viene da dire, la natura stessa ci impone dei ritmi, o ci imporrebbe dei ritmi, che non sono solo il ciclo veglia e sonno, ma sono anche i cicli naturali. Ormai siamo un po' disabituati al rispetto di queste cose, per cui da una parte c'è senz'altro la volontà di bruciare le tappe, ma dall'altra sembra quasi sia un'esigenza quella che se io voglio alla sera di Natale devo poter mangiare le fragole con lo champagne. A sera di Natale magari mangerò frutta secca, mangerò il panettone, però questa effettiva volubilità che trova risposta immediata sta un po', come dire, sta diventando un po' il nostro mantra, il nostro modo di vivere, e non è solo il fatto che se io dormo chissà cosa mi perdo, ma è quasi proprio il fatto stesso di dire se tu ti fermi anche solo per riposare, tu non sei una persona attiva e moderna. Devi per forza essere sempre attivo, devi sempre essere sempre sul pezzo. E lo abbiamo visto con i fatti di Roma, c'è un'indagine aperta, ma insomma anche quello è un fatto, con la morte di questo bimbo di 5 anni che deve far riflettere. Allora, noi siamo pronti a ricollegarci con Padova fra qualche istante per degli aggiornamenti da parte di Chiara Gaiani, che sta seguendo il congresso della Lega. Franco Manzato o Alberto Stefani? La parola ai militanti questa sera.
sera il verdetto alle 18:30, 19, ma appunto ci collegheremo con Padova fra pochissimo. Io intanto, se la regia è d'accordo, andrei in pubblicità e poi ci ritroviamo qui per continuare il nostro racconto. Pubblicità. Di nuovo in diretta per proseguire il nostro racconto di questo sabato 24 giugno a Nord-Est. Sono rimasti con me Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco, e Matteo Marconi, presidente della cooperativa Comunica. Mi sembrava giusto, al termine di una settimana ricca di cronaca, con protagonisti giovani, giovanissimi e fatti tutti di una certa gravità, fare un po' il punto. E abbiamo fatto questo punto, insomma, mettendo sul tavolo le iniziative per le nuove generazioni, parlando di centri estivi su cui grava tutto il tema dei costi, dei rincari. Fra poco, tra l'altro, ci collegheremo con Padova. Chiedo alla regia se qualcosa si sta muovendo dallo Sheraton, dove è in corso la corsa per la segreteria del partito, la sfida tra Stefani e Manzato. Sindaco, le chiedo chi vince secondo lei, anche se insomma sindaco di Righetto lei è di area centro-sinistra sostanzialmente. Ma non lo so, ma credo potrebbe anche esserci una riconferma di Stefani, potrebbe, però non lo so. Non se ne cura più di tanto, ma avremo tutta la seconda parte per parlarne. Allora, qualche cenno dalla regia. Non c'è ancora Chiara Gaiani dallo Sheraton di Padova per l'aggiornamento, si sta collegando. Allora, la vedo, perfetto. Chiara, ci puoi aggiornare cosa sta succedendo? Sì, buongiorno e ribuongiorno ai telespettatori. Volevo darvi un aggiornamento su come sta andando la votazione. 470 i delegati ammessi più gli istituzionali, abbiamo superato la metà dei votanti, quindi diciamo, rispetto all'inizio, quando siamo arrivati, che sembrava davvero che non ci fosse tantissima gente presente, man mano le persone sono affluite e hanno iniziato a votare. Lo ricordavi, 2 i candidati alla segreteria della Lega, la Lega Veneta, da una parte Franco Manzato, trevigiano, dall'altra il commissario regionale uscente Alberto Stefani. Vi do un'altra notizia, insomma, che sulle bocche dei giornalisti continua a rincorrersi, ed è quella ci sarà o non ci sarà a questa votazione Roberto Marcato. Per ora Roberto Marcato qui non si è visto. Ricordiamo, per chi non avesse seguito diciamo tutto il percorso che ha portato alla giornata di oggi, che oggi il collega su un quotidiano ha definito il giorno più lungo, Roberto Marcato è stato candidato davvero per molti mesi alla segreteria regionale, candidato in pectore. Martedì l'annuncio che si sfilava dalla corsa. È uno dei delegati, per ora insomma non è ancora arrivato alla votazione, che rettifico rispetto al collegamento di prima, si chiuderà alle ore 18. Il risultato dovrebbe esserci intorno alle 19 e noi lo seguiremo in diretta con voi. Quindi Chiara, possiamo dirlo, i telespettatori di Antenna 3 come sempre avranno la notizia in tempo reale. Sì, faremo dei collegamenti in tutti i TG della programmazione serale, a partire dal collegamento all'interno del telegiornale del Veneto delle ore 18:30 poi a seguire, e quindi seguiremo in diretta con voi lo spoglio e poi daremo insomma il risultato. Sicuramente dovremo essere nei tempi per riuscire anche a raccogliere la prima intervista da segretario del segretario regionale della Lega. Ricordo 2 i candidati, Franco Manzato, Alberto Stefani. Grazie Chiara Gaiani. Con Francesco Ratai noi rimaniamo in diretta ancora a lungo. Chiara, per qualsiasi aggiornamento chiedici pure la linea. Restano con me ancora Marconi e Durighetto, ma prosegue il nostro tour del nord-est, alternando i vari colori della cronaca. Subito a Feltre, dove c'è il direttore della mostra dell'artigianato Dino Cossalter.
Feltre che si è messa il suo vestito migliore, perché per chi conosce la città, ma non solo, sono giorni importanti, perché tutta la cittadella è aperta e ci sono le eccellenze del territorio, non solo le eccellenze del territorio. Cossalter, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, ci spieghi un po' che aria si respira oggi in questo weekend a Feltre per la mostra dell'artigianato? Beh, intanto posso assicurarle che si respira un'aria abbastanza fresca a Feltre. Ieri ha rifrescato abbastanza, oggi è una bellissima giornata, per cui si può godere appieno della manifestazione che si svolge all'esterno, nel senso che ci sono gli androni del centro storico aperti, ma comunque i visitatori stanno all'esterno lungo tutta via Mezzaterra e lungo tutto il centro storico, per cui si può vedere veramente appieno non solo degli stand e degli espositori, non solo della cittadella, ma anche della temperatura, che mi sembra che sia abbastanza gradevole. Lei è collegato da Piazza Maggiore, quindi è un po' il luogo simbolo di Feltre, ma tutta la cittadella è interessata, via Mezzaterra, via Paradiso, insomma è una delle vie più suggestive del Veneto, lo dico da feltrino sostanzialmente, quindi sono luoghi incantevoli, vale la pena visitarli. Sì, sono luoghi molto belli, che si aprono per alcuni giorni durante l'anno anche per gli androni interni delle abitazioni. Vogliamo ringraziare i privati che sono disponibili a concederci i loro androni per ospitare gli espositori, e anche l'amministrazione, che ha delle proprietà abbastanza importanti in centro storico, ce le mette a disposizione. Questo significa che comunque si può godere effettivamente appieno di una cittadella che è del 1500 ed è così rimasta da allora a oggi, salvo i restauri. Le chiedo qual è lo stato di salute dell'artigianato locale? Allora, l'artigianato di fatto ha uno stato di salute direi buono dal punto di vista dell'artigianato. Noi qui che cerchiamo di mantenere alto il livello invece dell'artigianato artistico e tradizionale, che invece è una branchia un po' diversa dall'artigianato specifico. L'artigianato artistico sta soffrendo, è inutile che lo neghiamo, insomma, perché per essere artigiani a livello artistico e quindi essere bravi lavoratori del ferro e quindi riuscire a fare dei manufatti come quelli che vengono fatti qui da noi direttamente durante la forgiatura in 3 ore, richiede anni e anni e anni di esperienza, di lavoro, di applicazione, ma tutte le attività artigiane che si possono abbinare in via Mezzaterra richiedono anni di applicazione. Non è sicuramente un lavoro che si svolge in qualche giorno o che si può imparare in qualche mese, e quindi viviamo in un mondo molto veloce, molto attivo, e queste di manualità si stanno un po' perdendo, perché soprattutto i giovani cercano ovviamente una scorciatoia che sia molto semplice, che sia agibile e che gli dia la possibilità di entrare nel mondo del lavoro con una certa rapidità. E qui torniamo al discorso che faceva il nostro ospite qui in studio, Matteo Marconi, su questa esigenza di ritornare alla manualità tra i giovani, una questione economica, una questione culturale, una questione generazionale, Cossalter. Ma allora, la questione economica diciamo che si può incidere in una certa maniera soprattutto nel breve periodo, perché un artigiano che fa l'apprendista e impara e pian pianino diventa un artigiano finito ha bisogno di tempo, non c'è niente da fare, e chiaramente il tempo significa che per un certo periodo non avrà sicuramente le soddisfazioni economiche che avrebbe magari potuto avere in altre alternative, in altri lavori alternativi. È vero però che alla lunga comunque è un lavoro che appaga e che soddisfa anche dal punto di vista economico. Lo vediamo con gli artigiani che sono presenti qua, che sono tutti molto preparati, che espongono materiali e merci che sono di qualità, quindi abbiamo cercato proprio di caratterizzare la manifestazione dal punto di vista qualitativo, e che mi dicono avere anche delle soddisfazioni dal punto di vista economico. C'è purtroppo un lato che è quello, diciamo, della bontà del tipo di attività che si va a fare, perché purtroppo è una questione di mentalità. La mentalità la si crea e la si distrugge.
Diciamo che per l'artistico in questo momento la mentalità si sta un po' distruggendo. Creare questa mentalità invece vuol dire rivalutare certe attività, dargli la dovuta risonanza e far capire che queste possono effettivamente condurre a una vita di soddisfazioni anche dal punto di vista economico. Cossalter, grazie davvero. Ricordiamo quindi l'appuntamento con la mostra dell'artigianato a Feltre. Vuole fare un invito ai telespettatori di Antenna 3 in 10 secondi? Io le faccio un invito molto breve. Questa sera è il clou della manifestazione. Il sabato sera abbiamo degli spettacoli molto importanti, una serata jazz, poi abbiamo un video mapping bellissimo sulle Dolomiti feltrine e sul parco, e poi a finire uno spettacolo come quello dell'anno scorso, simile, ovviamente non lo stesso, ma uno spettacolo che si vedrà da molto lontano rispetto alla piazza di Feltre, e quindi invito tutti a essere presenti. Gli spettacoli inizieranno dopo le 22. Nel frattempo invece prima potrete godere appieno degli stand e visitare la città di Feltre, che merita di essere vista soprattutto la sera. Assolutamente, grazie davvero Dino Cossalter, direttore della mostra dell'artigianato, e buona mostra a tutta la città. E noi da Feltre ritorniamo a Zero Branco, saltiamo Zero Branco, insomma sulle iniziative di Zero Branco potremo scrivere libri, Sindaco Durighetto, però insomma rimaniamo su un'iniziativa molto interessante che riguarda tanti cittadini, perché voi andrete per il terzo anno consecutivo, se non sbaglio, a fare che cosa? Sì, allora, per il terzo anno consecutivo noi andremo a fare delle aperture serali dell'ufficio anagrafe per poter fare la carta d'identità senza nessun tipo di appuntamento. Diciamo che già l'utilizzo di una piattaforma di prenotazione online, quindi uno accede al sito del Comune di Zero Branco e da lì può prenotare l'appuntamento con qualsiasi ufficio, tra cui per esempio per la carta d'identità. Questo ha molto agevolato il lavoro degli uffici, per cui io da casa alla sera con il mio cellulare dico vado a farmi la carta d'identità a Zero Branco, vado martedì alle 18 perché mi va bene l'orario, c'è lo slot libero. In aggiunta a questo però abbiamo introdotto queste aperture straordinarie che di solito sono nei mesi di giugno e di luglio, in orario serale, per permettere, quindi dalle 17 fino alle 22, per permettere magari a chi lavora, a chi non ha tempo, a chi non ha neanche voglia, mi viene da dire, di mettersi là a prenotarsi la carta d'identità, di venire liberamente lì, fa la carta d'identità e poi una settimana, come è da prassi, gli arriva a casa spedita direttamente dal Ministero. Penso di interpretare il sentimento di tanti telespettatori che dicono peccato che i comuni non possano fare anche il passaporto, visti i tempi biblici dei passaporti. Non dico niente. Ma dica qualcosa. No, nel senso che nella pubblica amministrazione effettivamente c'è una mancanza di personale che è impegnativa. Tra l'altro, devo dire la verità, io ho avuto modo di interagire con alcune persone di rilievo della questura. Effettivamente non è una volontà, è proprio una difficoltà. Certo. Siamo, da una parte c'è stato il blocco di 2 anni di passaporti, quindi si è aperto il mondo, e dall'altra effettivamente tutti i riconoscimenti delle persone che sono qua sotto le varie forme di profughi, di rifugiati, impegnano il personale della questura. Al contempo noi sindaci chiediamo di avere personale in strada perché abbiamo bisogno di mantenere la sicurezza nei nostri territori e la coperta è corta, dove la si tira qualcosa rimane scoperto. Diciamo però che effettivamente dall'interazione tra i comuni e le altre realtà forse qualcosa può nascere di utile. Tra l'altro, non so se l'ha già detto, è molto interessante, a ridosso dell'ingresso al municipio da via Petrarca è stata installata una cabina automatica per il servizio fototessere. Sì, allora non che sia una novità, perché le cabine fototessere ci sono, però la piccola novità che abbiamo introdotto noi è questa: la cabina è proprio a fianco all'ufficio, però è disponibile H24, quindi in realtà ognuno può andargli a farsi la foto. Nel caso specifico c'è nella stampa della macchinetta c'è un codice a barre, noi attraverso quel codice a barre recuperiamo la fotografia, quindi non c'è più la scansione, e in sostanza quindi le 4 fototessere rimangono completamente sempre in proprietà
di chi si è fatto la foto, proprio perché con questo sistema andiamo anche a velocizzare i tempi, perché prima bisognava prendere la foto, scannerizzarla, verificare che fosse corretta, un po' risistemarla e posizionarla nel documento, nel sito del documento online che usano i nostri impiegati per fare la carta d'identità. In questo modo la presa in automatico consente di ridurre anche queste tempistiche. Ma a breve andremo ad aggiungere a questi due servizi, quindi alle aperture serali straordinarie e alla macchinetta fotografica, anche la possibilità di stampare i propri certificati, quindi lo stato famiglia, lo stato di residenza, tutti in automatico H24 attraverso un totem che verrà posizionato a breve all'esterno del municipio e poi anche nelle due frazioni di Sant'Alberto Scandolare. Un municipio 4.0. Diciamo che stiamo cercando di ridurre un po' il gap che c'è tra i servizi che i cittadini sono abituati ad avere e quelli che gli enti pubblici possono erogare. Una cosa, e chiudo, le persone rimangono stupite quando io dico: ma perché siete venuti qua per fare la richiesta di cambio di residenza? Si può fare direttamente da casa col proprio PC alle 11 di sera, uno manda la richiesta e l'ufficio risponde. Però le persone giustamente, essendo abituate al vecchio sistema, timbro, firma, coprimanica e marca da bollo, uno dice: mamma mia, è una complicazione sull'altra. Invece dobbiamo anche cercare di iniziare a interagire con gli enti pubblici esattamente come facciamo con tutte le altre realtà. Nel privato sono avanti anni luce, un po' alla volta si recupera. Marconi, in chiusura, una vostra iniziativa alla quale tiene particolarmente in quest'estate 2023? Sicuramente il Parco dello Storga è quello su cui stiamo investendo di più in questo momento. In particolare adesso stiamo immaginando una cosa nuova che si lega a quello che abbiamo detto prima, per cui vorremmo, stiamo progettando e sarà fatto sia durante i centri estivi sia a settembre, collegare arte e natura, ma la parte artistica sarà quella molto pratica in cui si usano tanto le mani, quindi la lavorazione dell'argilla, la ceramica e la parte proprio della pietra, lavorare la pietra. E quindi faremo a spot durante luglio alcune giornate per i ragazzini che frequentano i centri estivi là, e a settembre, prima dell'inizio della scuola, lanceremo proprio un centro estivo arte e natura in cui si potrà fare queste esperienze di scultura su pietra la mattina e di ceramica il pomeriggio, in cui proprio riappropriarsi delle mani come abbiamo detto Questo prima. quindi da settembre? Questo sarà le prime 2 settimane prima dell'inizio della scuola, tra fine agosto e inizio settembre, e poi se la cosa funziona vorremmo farlo diventare un laboratorio stabile. Che può servire anche da orientamento scolastico. Sì, perché purtroppo a scuola una delle cose che si nota è che le materie come tecnologia, arte, in parte anche musica, hanno negli anni ridotto molto la parte pratica. C'è una parte teorica molto importante che è stata richiesta e che viene giustamente fatta dagli insegnanti, però erano le materie che di più facevano usare le mani e bisognerebbe forse riscoprire questa parte qua, dare anche un po' più di ore agli insegnanti di queste materie o dargli la possibilità di fare una parte di laboratorio. Certo, quindi una questione culturale e didattica. Sì, perché mi era venuta in mente un'esperienza che ho fatto proprio all'inizio della mia carriera di insegnante a Roncade, in cui avevamo aperto col dirigente scolastico un laboratorio di falegnameria, veniva un falegname in pensione a darci una mano, io facevo solo da assistente. E molti di quei ragazzi, che non erano i migliori della scuola, diciamo, là hanno trovato la loro dimensione e adesso ogni tanto li incontro ancora, stanno tutti lavorando nella zona di Roncade, ci sono un mucchio di falegnamerie, di archiuti, ci sono... e quindi è servito, diciamo, e loro hanno trovato la loro strada ed erano orgogliosi. Se prima si sentivano un po' quelli meno bravi della scuola, dopo quando hanno mostrato cosa avevano realizzato, e non facevano col traforo, sto parlando di usare macchine serie che ci avevano donato, un industriale ce le aveva donate, quindi imparavano proprio a usare quelle che possono le macchine che si usano nelle grandi aziende. E loro si sono trovati importanti perché loro lo sapevano fare e quindi anche gli altri ragazzi li hanno guardati con stima e hanno trovato un loro ruolo. E si è innescato un circuito, diciamo così, virtuoso. Allora Marconi, io la ringrazio, ci teniamo aggiornati nel corso dell'estate con le vostre iniziative. Grazie a Matteo Marconi, Presidente di Comunica. Durighetto resta con me perché apriamo il dibattito politico, poi torniamo su un'altra iniziativa del Comune di Zero Branco lunedì.
fissatevi la data, lo dico a chi ci sta guardando da Zero Branco, perché poi torneremo anche su questo. Sono pronti a collegarsi Stefano Pelloni del Partito Democratico, Lucas Pavanetto, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, e arriverà in studio Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Adesso il meteo, fra pochissimo. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica di nuovo ben salda. Sarà un weekend di bel tempo con caldo moderato. Vediamo il dettaglio di sabato 24 giugno. Sul Veneto tanto sole, non sono attese precipitazioni. Il cielo, come vediamo, si presenterà sereno o al massimo velato. Qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi, ma innocuo. Temperature in lieve calo, ma clima afoso, minime tra 16 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato, su pianura e costa prevalenza di cielo limpido, sui monti poco nuvoloso. Soffierà bora moderata sulla costa. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime comprese tra i 29 e i 31 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà in gran parte sereno e stabile, con qualche cumulo sui rilievi nelle ore più calde. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Di nuovo in diretta, apriamo il dibattito politico. Prima però velocissimamente vi ricordo i fatti del giorno a nord-est, l'incidente mortale della notte tra Torre di Mosto e Eraclea, a perdere la vita questo automobilista 34enne finito contro un platano, Cristian Vidali 34 anni, stava rientrando a casa, originario di Motta di Venza. Siamo stati poi a Vittorio Veneto per l'ennesima rissa che si registra nella Marca trevigiana, ad avere la peggio un 49enne che è grave in ospedale. Questi i fatti di cronaca del giorno, i principali fatti di cronaca. C'è poi l'attualità politica, il congresso della Lega che vi stiamo raccontando in diretta. Avete sentito in apertura di questa prima edizione le prolusioni, i discorsi di Luca Zaia, di Alberto Stefani e Franco Manzato, i due contendenti, ma non posso, anche se ci occupiamo di cronaca locale, non posso non darvi tutti questi aggiornamenti che arrivano dal fronte russo. Lo possiamo vedere dal Corriere.it, la Russia di fatto sull'orlo della guerra civile. C'è questa rivolta di Wagner, la rivolta di Prigozhin. Sono a 500 metri la Wagner e a 500 chilometri da Mosca. Ci sono scontri in corso con i luogotenenti della Wagner che dicono non ci arrenderemo. Quindi la situazione, il quadro geopolitico si sta complicando e questo non può non avere effetti anche sulla politica interna europea, italiana. Insomma, staremo a vedere, sono attimi davvero concitati. Insomma, non ci voleva anche questo sullo scacchiere europeo e internazionale. Do il benvenuto, ve l'ho annunciato prima, ad Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Buongiorno Villanova. Grazie, buongiorno. È rimasto Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco, area centro-sinistra, lo sottolineo perché appunto stiamo aprendo il dibattito politico. Lucas Pavanetto, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Buongiorno Pavanetto. E Stefano Pelloni, consigliere comunale del Partito Democratico a Treviso. Buongiorno anche a lei. Pelloni,
Ovviamente non posso non partire dal braccialetto che adesso Villanova ci mostrerà, no, a favore di telecamera. Questo delle mie bambine, esatto, quello qua sopra. quello giallo. Ecco, cosa rappresenta questo braccialetto giallo? È l'accredito per il congresso regionale di oggi che stiamo celebrando a Padova proprio in queste ore. Questa mattina ovviamente mi sono recato a Padova come delegato di diritto in quanto consigliere regionale, e ho sentito gli interventi dei due candidati, quindi di Stefani e di Manzato, e dopo l'intervento del nostro presidente, il governatore Luca Zaia, e dopo abbiamo iniziato a votare, quindi le votazioni stanno andando via molto spedite. Qual è il discorso che le è piaciuto di più? Quello di Zaia, penso sia stato il discorso più incisivo della mattinata. E tra Manzato e... questo non si può dire, perché siamo ancora al congresso aperto, quindi... Però credo che il discorso del Presidente sia stato molto coraggioso, nel senso che ha indicato una linea anche per il futuro. Parlando anche di diritti civili, un tema molto delicato di queste ore, parlando anche di quello che deve essere lo spunto della Lega, ha detto la Liga Veneta viene prima della Lega. È stata una battuta, non so se l'avete probabilmente seguita in diretta. Questo è stato secondo me un messaggio molto, molto chiaro e che è piaciuto molto anche ai presenti in sala. E dopo anche sul fatto che comunque la Lega deve essere all'interno della coalizione di maggioranza, di governo, deve essere comunque un precursore, cioè deve comunque cercare delle novità e non deve solo guardare indietro, non solo la tradizione, non solo quello che è stato il nostro passato, ma guardare avanti e puntare al futuro. Questo è un messaggio che a me è piaciuto molto. Ecco, prima proprio abbiamo mandato in onda questo passaggio di Zaia sui diritti civili, per esempio. È un passaggio molto forte, è inutile star qua tanto a girarci attorno. È un passaggio forte che arriva al termine, tra l'altro, di settimane molto tese. Proprio ieri, per esempio, a Padova, la protesta delle mamme arcobaleno. Tra l'altro non dico niente di eclatante, ieri mattina ero a Conegliano, ho intervistato Zaia proprio sulle mamme arcobaleno che erano in sit-in davanti alla procura, e Zaia dice, insomma, il tema va risolto, serve una presa di posizione del Parlamento. Quindi la Lega è pronta ad aprire anche il fronte dei diritti civili? Ma innanzitutto ricordo che il Presidente su questi temi non ha iniziato a parlare oggi, è più di un anno che anche attraverso i suoi libri parla di diritti civili. Su quello che riguarda i fatti che vediamo in questi giorni, quello che è successo con la Procura di Padova, quello che stiamo vedendo, sicuramente il primo diritto che va tutelato è il diritto dei minori, il diritto dei bambini. E quindi su questo si deve muovere velocemente il Parlamento. Penso che anche quello che è stato proposto dal Ministro proprio in questi giorni, cioè il fatto di dire facciamo, tra virgolette, anche se la parola non mi piace molto, una sanatoria, nel senso di sistemare quella che è la situazione di tutti i bambini che sono stati registrati fino adesso, penso che sia qualcosa di buon senso, ma dopodiché in un paese come il nostro ci deve essere una normativa chiara che non mette i sindaci a dover prendere una posizione non normata, perché non è neanche compito dei sindaci fare delle forzature dal punto di vista normativo come questo. Allora è arrivato il momento di decidere cosa si può fare oppure no, anche a livello di anagrafe in questa situazione, in questi nuclei. E penso sia importante che il Parlamento decida, dia una linea e dica quello che si può fare e quello che non si può fare. Io personalmente sono iperliberale, però ad esempio su alcuni temi come la procreazione, l'utero in affitto o gestazione per altri, come si vuole chiamare, su questo sono fermamente contrario, perché ritengo che quello non sia un diritto. Però nel caso delle mamme la maggior parte sono madri naturali, esatto. E quindi o è fecondazione eterologa, quindi non si pone il tema della GPA. Però chiaramente sappiamo che ci sono anche coppie eterosessuali, ad esempio, che ricorrono all'utero in affitto, e su questo per me che sia una coppia eterosessuale o omosessuale a ricorrere, secondo me è qualcosa che è veramente un'aberrazione dei nostri tempi. Cioè l'utero in affitto o la gestazione per altri è qualcosa che secondo me va vietata a prescindere, perché è qualcosa di medievale, nel senso andare a pagare una donna per portare avanti una gravidanza e non appena partorisce viene portato via il figlio perché c'è un contratto scritto, magari dietro anche un pagamento, viene portato via subito il figlio. Ecco, io lì penserei più che al diritto della coppia di avere questo bambino, al diritto del bambino di avere la madre naturale, perché nessuno ha chiesto al bambino se vuole essere strappato dalla madre.
Quindi sinceramente... Lei distingue però i piani, insomma, cioè, sono cose diverse. I diritti civili, su questo è un tema su cui sono molto sensibile e su cui sono disposto anche a ragionare e a riflettere parecchio. Poi ci sono alcuni temi, secondo me, che si spingono un po' oltre rispetto a quelli che sono dei diritti, perché prima di tutto sono i diritti dei bambini. Pavanetto, Fratelli d'Italia, lei è insomma, collega di maggioranza di Villanova. Che cosa ne pensa delle parole di Villanova? Buongiorno a tutti e saluto il mio collega e naturalmente gli altri presenti. Io, come ho già detto in più occasioni, ed è la linea del governo nazionale o comunque della maggioranza che fa parte del governo nazionale, è quella che l'utero in affitto, come diceva poc'anzi il mio collega, è per noi un reato universale, perché il problema poi qual è? Che se tu lo fai da un'altra parte ma poi arrivi qui, si crea il problema che si è creato. Infatti la Procura di Padova non ha trattato allo stesso modo le madri rispetto agli eventuali padri. In questo caso stiamo parlando di coppie omosessuali, ma come diceva prima qualcun altro, a noi non interessa che siano coppie omosessuali o eterosessuali. L'utero in affitto, come la gravidanza surrogata, per noi non è in questo momento accettabile assolutamente. È chiaro che c'è un vuoto normativo, perché c'è stata un'interpretazione da parte di alcuni sindaci e oggi la magistratura è intervenuta proprio perché questa interpretazione non è risultata corretta e credo che sia stata fatta giustizia sotto questo punto di vista. Attenzione, il ministro Roccella è stato molto pragmatico, non ideologico, ma ha fatto un passaggio molto importante, ha detto va sistemata comunque la situazione attuale perché esiste, quindi non possiamo far finta, quindi non ci sarà nessun bambino che rimarrà orfano 2 volte, per così dire, in questo caso, anche se è un eccesso, una battuta in questo caso, ma sistemiamo questa cosa, poi il Parlamento dovrà legiferare su questo. Ecco, quello che spesso succede è che molte volte la società civile è più avanti, ma in questo non significa in maniera positiva, può esserlo anche in maniera negativa, di quello che sono le leggi e il lavoro dei nostri parlamenti. Parlo di parlamenti perché comunque 9 mesi che c'è questa maggioranza, ma ci sono stati anni dove c'erano altre Pavanetto, maggioranze. le faccio una domanda precisa. Le mamme che ieri erano all'esterno della Procura di Padova, poi le sentirete, sono famiglia? Queste coppie di 2 mamme con figli sono famiglia per lei? Qua si apre un dibattito molto me lo dica telegraficamente. Ma guardi, allora io per il concetto che ho è che una famiglia è composta da una madre, un padre e un figlio. Dopodiché posso essere d'accordo che famiglia possono essere anche coppie che sono omosessuali. Qua però parliamo di figli. Quindi attenzione, la differenza su questo caso bisogna stare attenti è su questo. Pelloni, Partito Democratico. Quindi Pavanetto ci sta dicendo che per lui tutte le famiglie che hanno dei genitori separati e quindi c'è solo una madre con i figli, oppure sono senza, hanno diciamo così, è morto il coniuge, non sono più famiglia, non capisco. Belloni, non ho detto questo, se lei ha ascoltato bene ho detto che quando si tratta e si parte dal figlio per capire, sto dicendo che per me la famiglia naturale è questo. Dopodiché per me può essere anche famiglia una coppia omosessuale che sia di donne o fatta di uomini con un figlio perché uno dei 2 lo ha avuto in maniera naturale, ci mancherebbe altro. Non sono preistorico sotto questo punto di vista, Belloni, però a differenza vostra cerco di ragionare sulle cose e non stare 9 anni al governo senza portare una legge chiara che voi stessi poi avete fatto decadere. Sindaco Durighetto. No, Pelloni, dica. Poi vado da Durighetto, che è sindaco. Sono state dette delle inesattezze. Allora, diciamo così che il Partito Democratico al governo ha portato una legge sulle unioni civili che prima non c'era, ha portato il DDL Zan che invece è stato bocciato e che era una legge per... È stato bocciato da quelli del PD però,
quindi da questo punto di vista non è che non è stato fatto niente. Se oggi c'è una legge, che è troppo poco perché servirebbe il matrimonio egualitario, però se oggi c'è una legge che tutela le unioni civili, ecco, è solo grazie al Partito Democratico. Quindi prima di ricevere lezioni da Fratelli d'Italia sui diritti civili mi sembra che ce ne passi. Poi oggi stiamo attenti, perché oggi il Tribunale di Milano ha, per un fatto molto simile, però quindi per un ricorso della Procura di Milano che aveva impugnato degli atti di nascita in una situazione del tutto simile a quella di Padova, oggi i giudici hanno bocciato i ricorsi della Procura di Milano per quello che riguardava gli atti di nascita, le registrazioni degli atti di nascita avvenuti da due madri, quindi tramite fecondazione eterologa, mentre per quelle coppie tra l'altro eterosessuali, ma è solo una questione, anzi quasi tutte sono eterosessuali, che hanno utilizzato la gestazione per altri, per quelle invece ha riconosciuto il ricorso la bontà del ricorso della Procura di Milano. Quindi questo adesso non sappiamo come si comporterà il Tribunale di Padova, però in un caso del tutto simile, il venerdì, ieri a Milano, il Tribunale di Milano... Sì, ne abbiamo parlato tra l'altro, forse poi riusciamo anche a sentirlo nel servizio. Mi devo interrompere solo un attimo, devo darvi un aggiornamento di cronaca. C'è stato un grave incidente lungo la 27, è sceso dalla macchina in panne ma è stato travolto da un camion, questo nel tratto autostradale fra Marino di Piave e Ponte nella Priula. Non ho ancora dettagli, però appunto questa persona che è stata investita avrebbe riportato lesioni molto gravi, così riporta Treviso Today. Questo per dovere di cronaca, mi scuso se vi ho interrotto. Dicevamo, Pelloni, lei dice, insomma, noi del Partito Democratico abbiamo fatto molto in materia di diritti civili, se c'è stato un avanzamento è stato merito nostro. Durighetto, lei da sindaco si è mai trovato di fronte a situazioni di questo tipo? Quindi mamme che le hanno chiesto... No, non ancora, però diciamo che la cosa che forse emerge in maniera, a me sembra abbastanza netta, è che di fronte a richieste di questo tipo la maggior parte dei sindaci che si sono trovati a dover decidere hanno fatto probabilmente una scelta, come si diceva anche prima, più riferita alle esigenze del bambino che nell'analisi della situazione dei genitori. C'era sul giornale di ieri, appunto, dove si diceva che anche il sindaco Conte si era reso disponibile a iniziative di questo tipo. Tra l'altro anche il presidente De Caro ricordava questo tipo di azioni. Io mi permetto però di dire una roba veloce. La Corte Costituzionale, non ricordo se 1 o 2 volte, ha già chiesto al Parlamento di legiferare a riguardo. Nel caso specifico poi, quando si parla di diritti civili, forse, visto che abbiamo fatto un referendum per abolire il Ministero dell'Ambiente o dell'Agricoltura o di quello che aveva Dio, forse bisognerebbe trovare anche un sistema abbastanza rapido dove magari non ci sia neanche un quorum e dove si trovi anche qualcosa di più immediato rispetto al referendum così come l'abbiamo in mente noi. Però probabilmente bisognerebbe passare attraverso la volontà della cittadinanza. Perché? Perché è stato detto anche prima, a volte i cittadini hanno delle aspettative che vanno al di là della loro espressione di voto ordinario. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso votare un partito che magari è contro una determinata cosa, ma quando si parla di diritti civili non è l'applicazione di uno schema di tassazione nazionale, certo. È un qualcosa che va oltre. Io potrei anche essere un elettore di estrema sinistra e non volere in nessun modo che ci sia questo riconoscimento, per assurdo potrei essere un elettore di estrema destra e invece richiedere questo tipo di riconoscimento perché magari mi ha toccato direttamente. È per questo... Libertà di coscienza. Libertà di coscienza, ecco, vabbè. Ma è per questo che ritengo che di fronte ai diritti civili forse più che un passaggio parlamentare ci debba essere un riconoscimento da parte dei cittadini, dopodiché il Parlamento
che viene messo là, eletto dai cittadini, dovrà prendere Quindi atto sarebbe un modo decisione. per bypassare anche gli imbarazzi che ci sono all'interno dei vari partiti, o comunque le linee divergenti, perché poi alla fine questo accade. Zaia ha auspicato un'evoluzione della Lega in tal senso, ma è chiaro che poi all'interno del partito restino diverse sensibilità. Ma è anche giusto che sia così, nel senso sono temi etici, sono temi che riguardano anche il libero pensiero di ognuno di noi, cioè non è che siamo intruppati all'interno di un partito e dobbiamo, perché quello fa parte di altri periodi storici. Io credo sia giusto che ognuno di noi abbia le proprie sensibilità. Io ad esempio all'epoca, quando ci fu la legge sulle unioni civili, dissi che secondo me era giusta. All'epoca, stavamo parlando del 2015, andando un po' magari contro quello che era il comune sentire all'interno del partito. Dopodiché ho visto che bene o male c'è stata un po' una convergenza col passare del tempo, perché secondo me ognuno di noi deve, io ripeto, da liberale credo che ognuno di noi debba seguire la ricerca della propria felicità e debba farlo nel modo in cui crede, ma rispettando quelli che sono i diritti delle altre persone e le libertà delle altre persone. E quindi su questo, finché si tratta di unire due persone maggiorenni che comunque pensano alla loro persona, penso non ci sia niente di male. Quando si tratta di intervenire per quello che riguarda i bambini, allora lì si tocca tutt'altro campo, un campo molto delicato, molto simile, su cui secondo me lo scontro politico dovrebbe anche un pochino abbassare i toni, perché stiamo parlando di piccole persone che non possono esprimere il loro parere. E bisogna ricordare che quello che sta succedendo con la maternità surrogata, con tutto quello che vediamo, succede perché in Italia è vietata la pratica dell'utero in affitto e sono vietate anche le adozioni. Anche le adozioni alle coppie omosessuali sono vietate, perché tutto quello che stiamo vedendo lo vediamo perché ci sono coppie che vanno all'estero per sfruttare un certo tipo di pratiche che all'estero sono permesse, e in alcuni casi, permettetemi, anche in situazioni veramente, io ho visto un articolo dell'altra settimana dove si diceva che delle coppie vanno in Ucraina per pagare delle madri e per poter prendere i bambini e per portare a casa i bambini, cioè quindi utero in affitto in zone di guerra dove magari ci sono persone ridotte alla fame, sotto le bombe, si sfruttano queste persone per portare i bambini. Allora io credo che queste siano delle pratiche medievali, i diritti civili su questo non c'entrano niente, assolutamente niente. Oppure i cataloghi che ci sono in America e in Canada, dove una persona può scegliere, la madre può scegliere se il figlio deve essere maschio o femmina, deve avere certi requisiti. La sua idea sulla GPA, su utero in affitto, GPA è chiara. Sento Pelloni? Sì, no, una precisazione che effettivamente in tutta Europa, quindi compresa l'Ucraina, la gestazione per altri, o utero in affitto, secondo me è un termine bruttissimo, però per capirci, è autorizzata, è legale, quindi in Ucraina, solo per le coppie eterosessuali, non per le coppie omosessuali. Quindi questo è un obbrobrio comunque? Cioè nel momento in cui si paga una donna per portare avanti la gravidanza e le si porta via il bambino, è una cosa che neanche nel Medioevo, bisogna essere precisi, perché quando portiamo all'interno del dibattito delle coppie omogenitoriali il tema dell'utero in affitto in Ucraina, allora si sta dicendo un po' in maniera velatamente che è un tema che riguarda soprattutto, allora è bene chiarirsi che in tutta Europa è legale la gestazione per altri, è legale. Non sto dicendo che lei l'abbia detto, però lo dicevo per i cittadini, che la gestazione per altri in tutta Europa, compresa l'Ucraina, è legale solo per le coppie eterosessuali. Comunque permettetemi di dire che sinceramente io penso che in Italia noi dovremmo invece pensare a come risolvere il problema, innanzitutto per il matrimonio egualitario e per il tema delle adozioni. Il tema delle adozioni per le coppie eterosessuali è un tema, è una pratica che sappiamo è difficilissima, ci vogliono anni, c'è una burocrazia infinita, e io penso che da questo punto di vista sia una vergogna come vengono gestite, nel senso che dovremmo invece facilitare quei percorsi, e io sinceramente sarei favorevole anche per facilitare i percorsi di adozione per le coppie omosessuali, perché dal momento in cui si dice che ci si può unire civilmente, secondo me quello che conta è l'amore che si riesce a dare a una Chiaro, Pelloni. a un bambino. Pelloni, chiarissimo.
Ultima cosa, davvero concludo, sul tema di Padova la situazione è difficilissima e ci sono delle madri e ci sono dei bambini che si trovano in situazioni che sono pesantissime e quindi una legge che vada a risolvere questo problema è urgentissima, non si può lasciare la situazione così com'è pensando a sanatorie e poi dopo però se si presenterà lo stesso caso domani siamo punti a capo, bisogna risolvere la questione. Allora, noi ritorniamo alla piazza di ieri, quella padovana, con le storie di queste mamme. Sentite. Siamo famiglia, a terra 33 bambolotti con le buste verdi delle raccomandate recapitate dall'ufficiale giudiziario. La manifestazione delle mamme arcobaleno davanti al Tribunale di Padova è silenziosa, ma il messaggio è uno solo: siamo famiglia, e quella busta verde in pochi minuti ha cambiato le vite dei loro figli. La rabbia e la preoccupazione nelle lacrime di Elisa di Conselve. Io ne ho due in arrivo dalla mia compagna e non potrò registrarli e quindi non saranno fratelli. Ditemi se è normale questa cosa, diteglielo voi, non voi, che glielo dicano loro a mio figlio di 7 anni che si vanta, che sta per avere 2 sorelle, che non sono le sue sorelle, che glielo dicano. 2 maschietti di 7 e 4 anni e 2 gemellini in arrivo dalla compagna Sara. A mio figlio un giorno stavano giocando con gli amichetti e gli ha detto io ho 2 mamme, lo sai, ma guarda, sai come te lo faccio vedere che ho 2 mamme? Adesso loro sono là che parlano, io chiamo mamma e si girano in 2, vuoi vedere? Mamma, ci siamo girate tutte e 2 e fa, eccole là, quelle sono le mie mamme. Lui è orgoglioso della sua famiglia. E poi c'è Laura che con la moglie Irene è stata la prima a ricevere la raccomandata. I suoi figli rischiano ora di avere cognomi diversi e di non essere riconosciuti come fratelli. Tornare indietro non si può perché sarebbe un trauma per loro, è un trauma per tutte le altre famiglie. E purtroppo temo che questo possa ricadere anche su famiglie che stanno progettando di avere dei figli, che sono le persone forse che ho a cuore tanto quanto i miei figli. Non solo le famiglie arcobaleno a manifestare, con loro ci sono anche le mamme dei compagni di scuola dei loro figli, ci sono i nonni che temono di non poter più far parte legalmente della vita dei loro nipoti. Trovo anche, a parte la crudeltà, e non capire perché un bambino che è stato desiderato, accolto, amato, educato in una famiglia possa essere con un tratto di penna cancellato. I rapporti, l'amore non può mai venire cancellato, solo che creano tanti problemi a queste famiglie, a questi bimbi. Veramente si vuol fare i bambini di serie A e di serie B. E mentre Padova manifesta, a Milano per i figli di 3 coppie di mamme, il Tribunale apre uno spiraglio di speranza, ritenendo inammissibile il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile utilizzato dalla Procura per chiedere l'annullamento della trascrizione dell'atto di riconoscimento del figlio da parte della madre intenzionale. Questo è il nodo che prima era stato citato anche da Pelloni. Pavanetto, lei rappresenta il partito di maggioranza. Che cosa si sente di dire proprio alla mamma e alla nonna che ha sentito nel servizio? Beh, allora, chiaro che la madre, come la nonna, come la compagna, parlano di una vicenda che è difficile per loro perché ci parlano avendola sofferta in prima persona, quindi non con quella lucidità magari con il quale il giudice ha deciso di proseguire con il percorso giudiziario, con la sentenza. È chiaro che posso dire anche che forse questo invece deve essere visto come un'opportunità, perché qualcuno ha sollevato il problema ed oggi uno deve risolverlo, in questo caso il Parlamento, in questo caso adesso il Ministro Roccella, come si è detto, farà subito un'azione in modo da sistemare questa situazione che esiste già, quella che esiste già, e poi darà mandato naturalmente al Parlamento attraverso il Governo per fare o iniziare per l'iter di una legge nella quale ci sarà una grande, sicuramente ampia discussione, perché ricordo anche all'amico e agli amici del Partito Democratico che anche all'interno, come in tutti i partiti, come diceva poco fa il capogruppo Villanova, ci sono discussioni, ci sono visioni diverse, ci sono sensibilità diverse in tutti i partiti, sia di destra che di sinistra, qua nessuno ha una posizione netta.
E poi c'è chi magari come noi l'utero in affitto lo ritiene un reato universale, e poi c'è chi magari sull'utero in affitto ha delle aperture magari minimali. A me non interessa che negli altri paesi questa cosa si possa fare. Io guardo al mio paese, guardo alla mia cultura, guardo alla mia tradizione, e quindi ritengo opportuno che, poi lo vedremo anche il prossimo anno con il nuovo Parlamento europeo, che magari su questa cosa si possa legiferare e chiarire in modo che tutti i paesi possano essere uguali. Ci si adegua, benissimo. Si fanno delle battaglie perché questo venga abolito come reato universale, si faranno delle battaglie per il reato universale. Allora, chiarissimi, tutti molto chiari. Diciamo che non ci sono posizioni partitiche, granitiche su questo argomento, lo possiamo dire serenamente. Villanova, e proprio per questo le parole di questa mattina pronunciate da Zaia aprono un varco non solo all'interno della Lega ma anche del centrodestra. Non sono parole nuove, Zaia più volte ne ha parlato, ma insomma lo ha detto all'inizio del congresso della Lega. Sì, come dicevo prima, ci sono dei temi, secondo me, quelli che abbiamo chiamato i temi etici, ad esempio il fine vita, su cui forse bisognerebbe anche parlarne di più anche all'interno dei partiti, perché con la condivisione, anche con la discussione, magari si riesce a trovare quello che può essere un risultato legislativo che va negli interessi di tutta la popolazione, non solo di una parte. Cioè, quando si parla di quello che riguarda i diritti delle persone, io credo che forse lì bisognerebbe un po' abbandonare anche la casacca di partito, bisognerebbe mettersi nei panni di quello che sente la popolazione, di quello che sentono i cittadini, e cercare di legiferare nel miglior modo possibile per tutelare i diritti, ma anche tutelare i doveri. Ricordiamoci che ogni diritto va accompagnato al dovere. Tra l'altro, ecco, lei mi dice fine vita, proprio questa mattina, ieri sera, un rappresentante dell'associazione Luca Coscioni, che è stato mio ospite recentemente, mi ha inviato questo. Purtroppo non riesco a ingrandirlo, mi scuso con il pubblico a casa, però lo possiamo vedere. E di fatto è una manifestazione prevista per fine giugno a Venezia, perché ci sarà un corteo per il deposito delle firme alla regione del Veneto. È un tema che lei conosce, che conosce anche Pavanetto, perché conosco bene. C'erano stati degli incontri nel recente passato. Ci sono stati incontri, ma abbiamo avuto anche una votazione su una mozione dell'opposizione, tra l'altro. Io ai miei consiglieri ho lasciato libertà di voto, perché ritengo che, come dicevo prima, sui temi etici non ci debba essere un intruppamento. Tra l'altro poi abbiamo visto che, nonostante la libertà di voto, praticamente tutto il gruppo, tranne un paio di colleghi, ha votato a favore di questa mozione per riconoscere il diritto a un fine vita che sia dignitoso. In alcuni casi specifici dove venga riconosciuta, ci siano dal punto di vista medico tutta una serie di parametri, io credo che sia anche giusto concedere alle persone il diritto di poter avere un fine vita dignitoso e libero dal dolore. Quindi su questo è un mio pensiero personale, ripeto, assolutamente personale, ma credo che su questo tipo di diritti non ci dovrebbero essere grandi dubbi. Personale, però insomma lei è capogruppo del partito principale in Consiglio regionale del Veneto. E tra l'altro, ecco, forse non l'ho chiarito, qui stiamo parlando di una proposta di legge fatta appunto dalle cellule Luca Coscioni in Veneto, che hanno raccolto più di 7.000 firme per portare avanti a livello regionale una proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito. Tra l'altro, proprio nelle scorse settimane il Veneto ha dato il via libera a un secondo caso di suicidio medicalmente assistito dopo quello del vicentino Stefano Gellner. Tra l'altro in tutta Italia ci sono 4 ok fondamentalmente a questo tipo di pratica, 2 di queste in Veneto. Insomma, sindaco Durighetto, probabilmente parte dal basso, l'evoluzione parte sempre dal basso. Ma io ritorno sul punto di prima. Effettivamente, come mi sembra, siamo tutti 4 d'accordo su questo punto qua. Non può essere che un territorio, se ha la fortuna di avere, io lo dico senza nessun problema, un presidente di regione che su questo punto è illuminato, e allora è una regione fortunata, è un'altra regione dove invece magari a qualcuno di oscurantista si rimane al Medioevo, come citava prima il capogruppo Villanova. Pardon. Per cui da questo punto di vista qua deve esserci la possibilità di sentire i cittadini sui temi etici. Io ritorno su quel punto là, perché la percezione qual è? La percezione del cittadino, se no, è: tu mi presenti quando ti candidi un pacchetto con 500 punti
ed è il tuo programma di governo, lo fanno i sindaci e poi lo fanno anche tutti gli altri. Io potrei non essere d'accordo con te su 3 punti di quei 500 che tu hai presentato, e di solito non sono temi collegati magari, come dicevo prima, alle tassazioni o allo sviluppo urbanistico, è più facile che siano collegati a qualche sfumatura rispetto agli aspetti etici e agli aspetti anche di decisione personale. Perché il passaggio anche, a me viene in mente anche il centro di Padova, che è stato istituito dalla Regione del Veneto, primo tra l'altro in tutta Italia, forse tra i primi in Europa, per il cambio di sesso. Dico, queste opportunità qua devono seguire la fortuna di avere un governatore illuminato, oppure sono un diritto che la popolazione chiede, e allora a quel punto ci deve essere un accompagnamento e in qualche modo uno sviluppo che va di pari passo rispetto a quello che la popolazione si aspetta in quel momento su quel punto. E finisco, perché altrimenti la percezione del cittadino qual è? Mi chiami una volta ogni 5 anni a votare e dopodiché ti ricordi di me quando mi arriva l'F24 dell'IMU, parlo da comune dell'IMU. E quello secondo me potrebbe aiutare, perché no, anche un po' a recuperare 2 fattori. Uno, il gap che si è creato fra i cittadini e la politica, soprattutto magari mi riferisco a quella romana, però un po' alla volta sta scendendo anche più verso il basso. E dall'altro, perché no? Perché un territorio, se è all'avanguardia, o se vuole invece che nel suo territorio ci siano determinate condizioni di minima rispetto ai temi sociali o rispetto ai temi etici, non possa provare a sviluppare e essere, fatemi usare un termine che può sembrare brutto in questo caso, un laboratorio di innovazione. Tutto qua. Ma non è perché lo decide Luca o Alberto o Lucas o Stefano, ma perché i cittadini chiedono di fare sta roba qua, è tutto qua. No, volevo intervenire per quello che riguarda l'ambulatorio per il cambio di sesso. Paradossalmente quello è una norma di legge nazionale che lo prevede. Dopo il Veneto è stato tra i primi a metterla in pratica, però quello dovrebbe essere, cioè rientra nei parametri su cui dopo le regioni vengono anche valutate dal punto di vista sanitario. Mentre sui temi di cui stavamo parlando prima, come fine vita oppure utero in affitto, gestazione per altri e compagnia, secondo me lì proprio la riflessione deve essere fatta a livello nazionale per trovare quello che è il risultato migliore per tutelare i bambini e tutelare i diritti e doveri dei cittadini, e su questo ovviamente non ci può essere uno scontro politico, per lo scontro non porta mai risultati utili. E Pelloni, lei questo Zaia, non so se ha sentito le parole pronunciate questa mattina dal governatore, la sorprende perché comunque sta dando una linea di apertura sui diritti civili, una linea, definiamola, progressista per certi versi. Allora, no, non seguo con così tanta attenzione, seppure riconosco che sia un appuntamento agognato e importante che i militanti della Lega aspettavano da tanti anni, insomma, quindi, e ne riconosco il valore per tutta la politica regionale. Fate bene a darne la copertura mediatica che sta avendo, perché oggettivamente in una regione in cui la Lega amministra in così tanti comuni, l'appuntamento del congresso regionale penso che sia un appuntamento importante non solo per loro. Devo dire che non ho ascoltato per questo motivo l'appuntamento. Ma le chiedo, sintetizzo così, una Lega progressista può portarvi via voti? Perché se una Lega che apre i diritti civili può portare via voti al Partito Democratico? Ma io rispondo facendo una domanda a Villanova. Un Partito Democratico che di colpo dicesse vogliamo l'autonomia con le 28 materie, porterebbe via voti alla Lega? Magari, Pelloni, guarda, io sono il primo a dire che l'autonomia dovrebbe essere una battaglia di tutto il popolo veneto, e io veramente sarei riconoscente al PD, se per una volta dicesse siamo a favore dell'autonomia sul serio con le 23 materie. Ma so che questa è utopia. Attenzione, soprattutto dopo che ho visto il vostro onorevole Scarpa dire che la priorità è per il meridione, quindi so che purtroppo quello che lei prima mi proponeva non è realistico. Chiarisca, Pelloni. Io sono favorevole all'autonomia, ritengo che l'approccio che ci sta dando la Lega sia un approccio che non porterà a molto, però
questo per dire che quando la Lega era rappresentata da Salvini al governo e da tutti gli uomini di Salvini, sia i veneti che i lombardi, allora è chiaro che le posizioni di Zaia, per quanto mi facciano piacere, perché ritengo che finalmente anche nella Lega si sia arrivati a delle posizioni di civiltà, che purtroppo se non le avesse portate avanti Zaia in questi anni, io devo dire che mi ricordo la battaglia sulle unioni civili, come ha ricordato bene Villanova, sembrava che stessimo presentando e proponendo una roba da libertà sessuale assoluta, una roba scandalosa, mentre era una roba di civiltà. Allora ben venga la posizione di Zaia. Penso che non ci porterà via voti, perché penso che i cittadini siano sinceramente sappiano distinguere da Salvini a un partito che ha sempre fatto quelle battaglie e ha sempre difeso quei diritti. Dopodiché, appunto, fatemi chiudere, il mio riferimento all'autonomia era io penso che ci siano degli approcci diversi su questo. Io penso che le 7 materie siano un approccio per cui chiediamo subito una cosa raggiungibile per provare a essere pratici, perché chiedere tutto, sappiamo, non ci porterà a conseguire questo risultato, e anzi renderà molto più difficile un consolidamento di una maggioranza parlamentare che sia, diciamo, più anche all'interno di altre aree geografiche, non solo in Veneto, possa raccogliere un consenso. Poi, vedete, cioè, si finisce sempre a parlare di autonomia. Siamo partiti dall'Emam Arcobaleno, fine vita, e adesso sul tema ovviamente dell'autonomia. Anche questo è sul tavolo del congresso, ne ha parlato mi pare a lungo soprattutto Stefani questa mattina a Villanova, no? Di autonomia. Ma il tema è la battaglia principale del nostro partito, perché noi ovviamente adesso stiamo parlando di diritti civili, però dobbiamo ricordare quelli che sono che è la stella polare, la battaglia storica della Lega, che è quella di arrivare all'autonomia. L'ha ricordato bene il governatore, cioè il punto di maggiore avanzamento nei confronti dell'autonomia lo stiamo vivendo con questo governo di centrodestra. Questo governo è arrivato a un punto dove gli altri governi non erano mai arrivati, quindi vuol dire che i passi avanti si stanno facendo. Dopodiché non sono così stolto da dire che è facile arrivare all'autonomia, che sarà facile, cioè sono assolutamente consapevole che sarà una battaglia durissima in Parlamento, che anche per questo tema... Però se la maggioranza è coesa... Se la maggioranza è coesa non ci saranno problemi, ed è quello che ci auguriamo tutti, perché comunque anche i Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno sempre garantito che questo progetto di autonomia andrà avanti. Dopodiché io ricordo che però all'interno di tutti i partiti, come per i diritti civili di cui parlavamo prima, ci sono sensibilità diverse per quello che riguarda l'autonomia. Quindi lei coltiva il dubbio? Ma siccome ne abbiamo passati di tutti i colori in questi 5 anni, per quello che riguarda 5 anni e mezzo purtroppo, per quello che riguarda l'autonomia, dove eravamo all'interno di governi che ci dicevano sì, è l'autonomia, c'erano i ministri, ricordo i 5 Stelle che venivano in Veneto dicendo non andremo avanti con l'autonomia, dopo 2 giorni andavano a Napoli e dicevano il contrario. Per fortuna non abbiamo più alleati di questo tipo, abbiamo alleati molto più seri adesso. Però io finché non vedo l'autonomia arrivare in Veneto devo dire che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Però, quindi così fidarsi di Fratelli d'Italia è bene, non fidarsi è meglio? No, non è solo perché vede, quando è uscito il documento della bozza del parere al Senato, della Commissione del Senato, lì non è stato un esponente politico a farlo uscire. È stato qualcuno all'interno dei funzionari, quindi del sottobosco governativo che rimane all'interno dei ministeri, che rimane all'interno delle istituzioni, che si oppone ad ogni forma di autonomia, ad ogni forma di evoluzione di questo Stato. Allora, quando mi dico che non mi fido, io non mi fido di quello che succede a Roma. Perché a Roma l'abbiamo visto tante volte, che anche le strutture ministeriali, dove ci sono funzionari che dovrebbero rispondere alla politica, questi funzionari invece non lo fanno e anzi mettono i bastoni fra le ruote. Ed è quello di cui non mi fido. Quindi la preoccupano di più i burocrati? I burocrati, le strutture ministeriali, perché ovviamente autonomia vuol dire dare materia ai territori, vuol dire trasferire risorse ai territori, e ovviamente sono risorse che non saranno più in mano a questi funzionari che potranno comunque gestirle. E questo a me fa parecchia paura e non mi fa assolutamente essere fiducioso per quello che riguarda l'assistenza dal punto di vista della macchina statale in un progetto di legge che andrà a rivoluzionare lo Stato. E Pavanetto?
Che cosa ne pensa di queste parole di Villanova, di un dubbioso Villanova? Cosa ne pensa? Fa bene a coltivare il dubbio Villanova sull'autonomia? Credo che sia normale per tutti noi essere dubbiosi, visto che insomma per molto tempo abbiamo atteso, ma in generale questo. Quello che posso dire e rassicurare il collega Villanova, ma lo sa bene in cuor suo perché insomma conosce bene gli esponenti di governo, è che questo governo ha fatto dei passi avanti, che la riforma la sta seguendo un ministro insomma preparato e capace, storicamente insomma persona di fiducia della Lega. Ma posso dire anche un'ulteriore cosa, che sicuramente è quella più importante, è che a differenza dell'altro Parlamento, questo Parlamento, e io parlo naturalmente per la maggior parte degli esponenti nostri, ma potrei parlare anche per quelli della Lega, è composto da persone che hanno avuto un percorso amministrativo, cioè hanno fatto i sindaci, gli assessori, i consiglieri regionali, gli assessori regionali, e quindi quando parlano di autonomia, a differenza del governo precedente, dove il Parlamento magari era composto da persone che non avevano fatto un giorno solo l'amministratore, capiscono e comprendono i problemi. Poi posso essere d'accordo sulla questione dei funzionari e quel sottobosco diciamo di tecnici che cerca magari di garantirsi insomma una posizione rispetto a quella che poi l'autonomia le porterebbe via, però è anche vero che insomma c'è una parte tecnica da verificare su questo, che è sicuramente quella dei conti. Purtroppo andiamo sempre a finire lì, ma è chiaro che con le risorse si discute, ma penso che chi ha compreso bene la riforma dell'autonomia, il Presidente Zaia spesso lo ripete nei suoi interventi, capisce che alla fine può essere addirittura un risparmio per lo Stato e una grande opportunità per le regioni virtuose, perché possono meglio gestire le risorse spendendo meno su alcuni servizi e utilizzando quelle risorse che vanno avanzate in servizi ulteriori ai cittadini o migliorando i servizi ai cittadini. Allora, con questo dubbio strisciante andiamo 30 secondi in pubblicità, fra poco. Vi dicevo 30 secondi sono stati. Pavanetto, vengo da lei. Che cosa si augura per la Lega? Perché è indubbio, insomma, nei rapporti tra alleati, Stefani, Manzato, chi è che la convince di più? Chi è che vorrebbe avere come vicino di casa? Stefani, Salviniano, fino a prova contraria, oppure Manzato che è ritornato a parlare di Liga Veneta? Chi la convince di più? Allora, naturalmente faccio i migliori auguri a tutto il mondo, a tutta la comunità della Lega per il miglior congresso che possa essere fatto in questo momento, perché serve per un rilancio e serve per una discussione interna che in questi mesi, in questi anni magari la Lega ha avuto. Come tutti i partiti, e io penso al mio, perché ognuno naturalmente ha le sue problematiche interne, penso però che il momento dei congressi sia un momento importante e quello non deve essere lasciato passare così in seconda battuta, e quindi i migliori auguri. Per me l'uno vale l'altro, l'importante è che l'obiettivo finale sia quello di mantenere unito il centrodestra, perché quello è il mandato che ci hanno dato a settembre gli elettori, quindi i cittadini, e quindi l'opportunità questa non dobbiamo farcela sfuggire. Abbiamo visto che governando le città metropolitane o le province, la regione e oggi il governo, forse qualche risposta riusciamo a darla per migliorare il nostro paese, quindi penso che questo sia l'unica cosa opportuna e l'unica cosa importante da parte di un congresso in questo momento in corso, ecco. Quindi migliori auguri a tutti e vinca il migliore. Che vinca il migliore. E chi è il migliore? Pelloni, dal suo osservatorio esterno, ci mancherebbe. Questa sera seguiremo di fatto in diretta lo scrutinio. Chi è il migliore? Lei fa il tifo per Manzato, Manzato è un trevigiano. Sì, appunto, certo, avrei detto questo, avrei detto che sarei contento se un trevigiano, ma io non so sinceramente su cosa si fondi questa divisione. Mi sembra, ho letto sui giornali che Manzato è espressione del gruppo di Gobbo, di Coin, che è più anti-zaiano, mentre Stefani, però io sono cose che non riesco a seguire il dibattito interno di un altro partito. Io posso solo dire... Insomma, ne ha abbastanza con il suo, insomma. Sì, esatto, che nel PD c'è un dibattito che si fa fatica a essere aggiornati su tutte le correnti del Partito Democratico.
Democratico, sinceramente occuparmi pure delle correnti della Lega mi risulta davvero troppo. Cioè, a ciascuno il suo sostanzialmente. Ho anche una vita sociale. Immagino, grazie Pelloni. Allora, Villanova non mi dirà mai perché ha votato. No, non posso, a parte gli scherzi, non posso dirlo perché comunque ho un ruolo come diciamo portavoce della maggioranza in Consiglio regionale, capogruppo, ovviamente devo stare super un ruolo partes. anche molto ascoltato, perché è chiaro che lei non decide solo per se stesso. No, non decido purtroppo non decido solo per me, e ho la responsabilità di tenere in piedi un gruppo di 34 persone, 34 colleghi, e quindi penso sia giusto che il capogruppo stia super partes in queste dinamiche congressuali. Anche Zaia ieri ha detto nessuna ingerenza. Ma è giusto così, tra l'altro abbiamo ancora le urne del congresso aperte, quindi veramente penso sia utile che chi ha un ruolo delicato come il mio, quello del Presidente, ovviamente rimanga, ovviamente abbiamo la nostra opinione, l'abbiamo espressa all'interno dell'urna, però rimane all'interno dell'urna. Che Lega uscirà questa sera? Ecco, una cosa, io spero che chiunque sia il nuovo segretario, che sia Alberto, che sia Franco, io voglio sperare che la prima cosa che venga fatta è quella di rimettere assieme il partito dopo delle settimane molto difficili, con alcune turbulenze che ci stanno quando c'è un congresso, però ecco, una cosa importante è quello che ha detto il Presidente stamattina: il nemico è fuori dal partito, non dentro, nemico per modo di dire, l'avversario è fuori, quindi concentriamoci non tanto sulle dinamiche interne del partito, ma ritorniamo a fare il sindacato del territorio, ritorniamo ad occuparci dei problemi dei cittadini, delle imprese, delle famiglie venete, e allora se noi torniamo a fare questo tipo di lavoro, penso che in Veneto resteremo comunque sempre il primo partito. Battute conclusive, pochissimi secondi ancora, Durighetto. Chiudo con lei: cosa succede lunedì a Zero Branco? Perché insomma oggi abbiamo creato questa suspense per gli abitanti. Congressi a Zero Branco non si vota a Zero Branco. Peccato perché che sappia io almeno, che sappia io no. No, lunedì finalmente, grazie all'intervento di una società privata, si procederà con la demolizione dell'ex consorzio agrario, che era un po' al centro del paese, era un po' l'emblema a volte di questa Italia che si ferma e che non riesce ad andare avanti. Dopo un iter abbastanza complesso, abbastanza lungo, finalmente riusciremo a toglierlo e poi a sostituirlo con qualcosa di più attuale, di più funzionale, di più fruibile. Tra l'altro prima aveva come destinazione quella di consorzio agrario e quindi era il centro del paese, essendo Zero Branco un paese ancora molto verde, ancora molto agricolo, e la destinazione che la Giunta in qualche modo ha concordato con il proprietario è quello di servizi alla persona. Quindi se prima l'agricoltura, che era il cuore pulsante economico del paese, era lì, adesso lì ci sarà il servizio alla persona e quindi la cura della persona e l'attenzione alla persona, quasi fatemi essere un po' romantico, ma è quasi riportare la persona al centro non solo della vita sociale del paese, ma anche proprio della vita fisica del paese. Tutto qua. Questo è una giornata per noi storica, perché è da tanto che si aspettava questo momento. E allora finiamo con questa nota di romanticismo. Grazie davvero Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco. Qui con me da 2 ore abbiamo un po' passato in rassegna tutti i temi amministrativi e non solo del momento. Grazie Alberto Villanova, criptico come pochi, ma insomma poi... Addirittura, grazie a voi. Insomma, capiremo stasera, ma seguiremo tutto in diretta ovviamente da Padova dalle 18:30. Grazie Luca Spavanetto, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, grazie Stefano Pelloni del Partito Democratico. Allora, riepilogando i fatti del giorno, abbiamo iniziato questa prima edizione con l'incidente che nella notte è costato la vita a un ragazzo, un giovane uomo di 34 anni, Christopher Vidali, tra Torre di Mosto e Eraclea. Stava rientrando nella sua abitazione quando è finito fuori strada con la sua auto, è andato a schiantarsi contro questo platano, l'ennesimo incidente sulle strade del Veneto. Poi vi abbiamo raccontato anche l'ennesima rissa violenta in terra di Marca, a Vittorio Veneto, una rissa al bar, un 49enne è grave all'ospedale. E poi ovviamente l'attualità, la politica con il congresso della Lega, che ritorneremo a raccontarvi a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. 19 Venezia,
19:30 Treviso con Belluno. Ringrazio dalla regia Mattia Pizzaia e Marco Gagliazzo. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buon pomeriggio.